incontro con le professioni significa incontro con quello che sull'ambito archivistico, bibliografico, biblioteconomico, documentario in genere si sta muovendo, perché gli studenti possano conoscere quali sono non soltanto appunto le conoscenze importanti impartite negli insegnamenti del corso di laurea, ma anche le competenze richieste. Siamo ormai in una situazione di mobilità costante a livello sociale, a livello culturale, quindi anche le competenze richieste sono spesso di altra tipologia rispetto a quelle professionali, trasversali, anche nel mescolamento appunto delle competenze archivistiche e biblioteconomiche, apparentemente molto diverse tra loro, ma proprio per cercare di creare una piattaforma quanto più larga possibile nell'affrontare quelle che insomma sono le richieste del mercato del lavoro. Vi presenterò poi il corso di laurea a grandi linee, perché per noi è anche un'occasione insomma di far vedere come è impiantato il corso di laurea e quindi le opportunità che offre anche oltre gli insegnamenti, ma proprio a livello di esperienze pratiche, laboratoriali e di tirocinio. Però adesso insomma passo la parola alla direttrice per i saluti. Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovati. Per me è un'ottima occasione e mi rende molto felice poter aprire fra i 1000 impegni che purtroppo le amministrazioni universitarie ormai hanno e poter aprire questa giornata. Il contesto archivistico e biblioteconomico rappresenta uno degli ambiti nei quali il Dipartimento di Beni Culturali, sin dalle sue radici di facoltà di conservazione dei beni culturali, si è ampiamente cimentato. Questa è una tradizione molto lunga, molto longeva per noi, ed è soprattutto un contesto nel quale, in particolare negli ultimi anni, abbiamo assistito, grazie al lavoro intenso delle colleghe e dei colleghi di questo settore, a un costante rinnovamento, a un costante aggiornamento rispetto a quelle che sono le esigenze di formazione, ma soprattutto le esigenze del mondo del lavoro, che evidentemente sono fondamentali per garantire ai nostri laureati una dimensione competitiva rispetto al contesto nazionale e internazionale. Possiamo dire con certezza che il nostro corso magistrale Scienze del Libro e del Documento, grazie alla sapiente guida della professoressa Fiammetta Sabba e naturalmente delle colleghe e dei colleghi che ne fanno parte e che vi contribuiscono, sia uno dei nostri fiori all'occhiello. È un corso altamente professionalizzante, è un corso nel quale l'ambito archivistico, bibliografico e biblioteconomico vengono approfonditi e portati ad un livello di eccellenza. Quindi sono veramente molto lieta che il Dipartimento possa ospitare oggi i rappresentanti delle istituzioni archivistiche e bibliotecarie, come pure i rappresentanti delle società scientifiche e delle associazioni, perché credo che questo elemento sia davvero un ponte, un'occasione di connessione fondamentale tra i nostri studenti, le nostre attività di formazione e appunto il contesto degli impieghi, il contesto lavorativo più moderno, più aggiornato. Non dimentico l'attività del laboratorio Ludi, che ugualmente è un'importante articolazione dipartimentale, grazie alla quale ci teniamo appunto in costante allineamento con il mondo esterno, e questo per noi è sicuramente un elemento di grande valore e di grande orgoglio.
Quindi vi ringrazio per essere qui, ringrazio la professoressa Sabba e i colleghi e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Molte grazie. Grazie a te. Grazie alla direttrice, Anna Chiara Fariselli, e sì, cominciamo questa giornata. Come avete visto, la mattinata è molto ricca, appunto la voce di associazioni e società scientifiche e insomma la voce anche di professionisti, che io ringrazio tutti per la disponibilità, per la presenza, appunto sia qui a Ravenna che connessi. Insomma vedo, ecco, alcuni amici i relatori di questa mattinata connessi, per cui li saluto. Questa giornata ormai va avanti da alcuni anni, per noi è un'occasione importante, oltre che, voglio dire, obbligata. L'incontro con le parti sociali è un impegno richiesto all'interno delle attività di progettazione e di conservazione di un corso di laurea, ed è un momento fondamentale soprattutto per un corso di laurea che vuole preparare proprio dal punto di vista professionale, non soltanto culturale, le studentesse e gli studenti. Per noi è veramente una palestra annuale di esercizio di collegamento con il mondo del lavoro, proprio perché il corso di laurea sia, passatemi il termine, sempre contemporaneo in questo senso. Noi sappiamo che a livello ministeriale ci sono delle griglie. Quando dico griglie già capite la rigidità, no? Nel potersi muovere, e anche per andare a modificare ad esempio quello che è il piano didattico, i regolamenti, gli ordinamenti. Ma nel tempo abbiamo, grazie a questa occasione, trovato delle strategie per cercare di accogliere quelle che sono le esigenze e le richieste che vengono. Quando dico mercato del lavoro, e qui nella mattinata ne abbiamo una rappresentanza, intendo gli enti, le istituzioni, le fondazioni anche private, ma anche le cooperative, ed anche, direi, tutto, cioè un comparto che sfugge un po' a un incasellamento, ma che comunque porta avanti una progettualità importante per i nostri studenti. Abbiamo trovato una modalità attraverso una rete di collaborazione che siamo riusciti a creare piuttosto fitta, con appunto questi soggetti che accolgono i nostri studenti per tirocini, per stage, per tesi di laurea, ma anche appunto per il percorso che faranno successivamente. Ed è importante per noi già mostrarlo agli studenti fin dal primo anno, perché possano farsi un'idea concreta e indirizzare anche i propri interessi in una costruzione del percorso formativo, perché il piano didattico che abbiamo messo in piedi lo consente. Lo consente perché li lascia liberi di costruire man mano un percorso o più sul versante tradizionale o più spostato sul versante innovativo, o su quello archivistico o su quello biblioteconomico, o mescolare, cosa che insomma abbiamo cercato di sponsorizzare negli anni, quanto più mescolare le competenze, perché ormai anche forse il deficit, no, di personale che hanno le nostre istituzioni ci porta insomma, a pensare che quanto più sia ricca e varia la cassetta degli attrezzi, tanto più gli studenti sapranno affrontare con flessibilità, come ormai insomma la nostra società richiede, questo percorso. La professoressa Fariselli, la direttrice, ha citato il laboratorio Lodi. Vado a condividere, ma insomma rapidamente, perché poi voglio far cominciare insomma la giornata, quindi utilizzare il tempo per le relazioni, per la discussione che eventualmente ne verrà, per le domande da parte degli studenti. Il laboratorio universitario documentazione e informazione, nato da alcuni anni, è nato a seguito appunto di tutta una serie di attività che è stata costruita nel tempo, e in questo senso ringrazio insomma tutti i colleghi che fanno parte del personale docente
del corso di laurea, perché hanno lavorato, stanno già lavorando e lavoreranno appunto proprio in quest'ottica. E tra l'altro ringrazio Massimiliano Bassetti, Lucia Sardo e Lisa Sibrandi per la giornata di oggi che fa parte di queste attività. Dicevo, il laboratorio è nato successivamente perché abbiamo sentito il bisogno di una cornice che potesse non solo far da vetrina tutto quello che stavamo facendo, perché poi dopo le iniziative, anche quando sono tante, no, rischiano la dispersione, ma che creasse un filo logico in questo impegno che ci siamo presi. Per cui se voi avrete insomma la possibilità e la voglia, la volontà di muovervi all'interno delle pagine di questo sito, nel laboratorio vedrete, percepirete come l'attività didattica, quella di ricerca e quella di terza missione siano ormai fortemente connesse. Non c'è appunto una iniziativa che noi facciamo che ormai può essere categorizzata soltanto in uno di questi pilastri. Cerchiamo appunto di portare gli studenti a navigare insomma in questo oceano che in realtà offre molto, al di là di quello che si pensa di profili, cioè tradizionali, profili invecchiati, eccetera. Invece loro stessi devono diventare soggetti critici nel momento in cui entrano a far parte di questo mondo, e fin da subito, fin dal loro percorso di studenti, per cui possono fare anche tirocini all'interno del nostro laboratorio, venire coinvolti nella progettualità di ricerca, e quello diventa didattica perché diventa occasione di acquisizione di competenze. Quindi voi vedete che oltre al corso di laurea noi organizziamo giornate come queste, un ciclo di seminari che di carte, di libri e dintorni, attività di Summer School, iniziative di terza missione anche insomma nel territorio. Per noi il territorio è assolutamente un riferimento fondamentale e quindi insomma abbiamo tutta una rete di collaborazioni con biblioteche e archivi, in particolare della Romagna, perché cerchiamo non soltanto di prendere da questi soggetti, ma anche di dare il nostro supporto attraverso appunto la nostra ricerca, ma anche attraverso le attività degli studenti. Ci sono pubblicazioni, ricordo la rivista di classe A per il settore bibliotece.it, e la ricordo non soltanto per fare pubblicità, ma perché è diventata anche quella una palestra per gli studenti. Abbiamo collegato le attività di laboratorio spesso ad un'attività anche di pubblicistica da parte degli studenti. Questo sicuramente rafforza anche delle competenze nuove, come quelle della redazione di testi, sulle quali, ahimè, arrivano spesso molto carenti, quindi anche aspetti editoriali, e poi hanno la possibilità insomma di uscire dal corso di laurea con diciamo un titoletto in più, volendo, e quindi spesso vengono coinvolti nella scrittura di testi, ma anche in iniziative come è stato 2 anni fa ormai e l'anno scorso in attività di terza missione. Ricordo l'impegno delle studentesse e degli studenti nel periodo appunto in cui questo territorio è stato colpito dalla alluvione, e ahimè ripetutamente gli studenti insomma, si sono trovati in prima linea accompagnati da noi docenti, quindi sicuramente hanno esercitato quello che è l'impegno civile, ma abbiamo sfruttato questa occasione anche per far capire loro come le situazioni critiche, poi insomma, la crisi diventi anche un'occasione positiva, possa essere girata in questi termini, come insomma la vita li chiamerà a dover fare, almeno insomma come sappiamo, no? Più volte un'occasione positiva, perché abbiamo creato appunto un'attività di laboratorio e un'occasione di apprendimento. Hanno potuto lavorare addirittura sui cataloghi storici, cataloghi topografici, che insomma sono una documentazione spesso intoccabile, no? All'interno delle istituzioni, soprattutto quando loro si presentino lì come tirocinanti. Quindi sono entrati in quello che è il core business, la scatola nera, il DNA della biblioteca. Devo dire che questa attività poi li ha animati nel capire meglio quello che avrebbero potuto fare nel futuro.
Io vi quindi ringrazio per la presenza, non mi voglio dilungare oltre, però vi invito a entrare anche nella pagina del corso di laurea Scienze del Libro e del Documento, che tra l'altro si è rinnovata 15 giorni fa. E vedete che lì ci sono tutte le informazioni per le iscrizioni che dall'anno scorso partono presto, partono già a maggio, quindi insomma siamo già disponibili a ricevere domande, richieste per dubbi e chiarimenti e niente, vi aspettiamo a Ravenna e insomma, ringrazio tutti per la presenza. Invito al tavolo la collega Lucia Sardo per il coordinamento della prima sezione, la voce di associazioni e società scientifiche. Ti chiedo di restare comunque. Magari. E questi passaggi sono sempre un po' difficili. Ringrazio tutti i partecipanti in presenza e a distanza. E come da programma chiederei a Federico Valacchi, al professor Valacchi, rappresentante di Aidusa, di iniziare questa sessione. Passeremo poi la parola non a Paola Castellusci, ma a Maurizio Lana, vicepresidente della SISB, e poi parleranno a NAIA, UCD, IPD e AIP. Grazie, e giriamo la videocamera perché è molto meglio vedere Valacchi che vedere me. Senti voi. Sono gusti. Buongiorno a tutti. Con qualche capriola logistica sono riuscito a raggiungervi e ne sono molto contento perché questa sede di Ravenna è una sede importante non solo nel suo specifico ma nelle logiche complessive dei nostri settori, e quello che abbiamo appena sentito in larga misura ce lo conferma. Quella di oggi è una giornata che si può leggere, credo, sotto due punti di vista, che si deve leggere sotto due punti di vista: quello degli studenti e delle studentesse a cui l'iniziativa è rivolta, ma anche quello, come dire, dei docenti, di chi la formazione universitaria, non solo peraltro, la fa. Cercherò di, come dire, di tenermi in equilibrio tra queste due dimensioni. Io comincerei col dire, io mi concentrerò naturalmente sull'archivistica, che l'archivistica è una professione. L'archivistica è una professione, non è una vocazione, non è una missione. Certamente se c'è la passione in qualsiasi cosa si fa nella vita è molto meglio, ma gli archivisti sono dei professionisti della complessità, potrei dire, poi ci tornerò, in una fase, in una lunghissima congiuntura dove insomma le trasformazioni all'amato bene oggetto di studio sono stringenti. Quindi ecco, partiamo da qui, partiamo dall'esigenza di formare dei professionisti, da cui consegue, e l'espressione è già venuta a galla, che ci dobbiamo confrontare anche come formatori con il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro molto particolare, credo che poi nel pomeriggio, soprattutto da alcune relazioni che ho visto, interventi che sono previsti per rapporti, il mercato del lavoro è un punto di riferimento. Noi non formiamo degli esteti, formiamo dei professionisti, lo ribadisco, e quindi il confronto con il mercato è inevitabile. Certamente non voglio nemmeno accelerare troppo in una sola direzione, perché le nostre discipline nascono anche da un sistema di valori che è fondamentale difendere. No? Non ci chiudiamo nei castelli della cultura, quelli col K, ma neppure tradiamo quelle che sono le nostre origini e anche il nostro ruolo nella società. Come si fa a coniugare questa dimensione professionale con una dimensione deontologica, con una dimensione valoriale di lungo periodo? Io credo che ci sia una parola chiave che tiene insieme tutto, che è responsabilità, la quale responsabilità è quanto mai vox media, perché io cercherò adesso di declinarla, ma c'è una responsabilità del formatore e c'è un'assunzione di responsabilità da parte del formando. Responsabilità è educazione e condivisione della consapevolezza del ruolo centrale che non le discipline, ma gli oggetti di studio delle discipline hanno nella società.
Nel caso nostro le responsabilità le porta l'archivio con sé, non ce le dobbiamo nemmeno inventare, no? La prima grande funzione dell'archivio è quella di trasparenza, di efficienza, di garanzia della democrazia. La dimensione civica quotidiana dell'archivio è una grossa responsabilità che dobbiamo difendere, che dobbiamo insegnare a difendere. D'altra parte, in un percorso formativo negli archivi, secondo me, ed è nota la mia posizione, se non si parte dal ruolo centrale dell'archivio nella vita quotidiana, si va poco lontano. Si rischiano percorsi magari bellissimi, ma che poi si infrangono, no? Di fronte a una società che non ci riconosce. Quindi la responsabilità non è solo un'assunzione di responsabilità doverosa, valoriale e deontologica, ma è anche capacità di capire che noi esercitiamo un ruolo di responsabilità nella società. Abbiamo delle responsabilità poi su un altro terreno e ce ne abbiamo particolarmente marcate in questa fase, cioè come partecipiamo ai processi di costruzione e trasmissione della memoria. Anche questa non è una dimensione meccanica, cioè io faccio un inventario di un archivio e il gioco è fatto. No, purtroppo non è più così. Purtroppo noi stiamo assistendo, viviamo per legge, codice dell'amministrazione digitale, in una società dematerializzata, dove si sta dematerializzando anche tutto il processo di mediazione. E questa è un'altra responsabilità che ci dobbiamo assumere, perché non bastano più alcuni strumenti, non bastano più alcuni punti di riferimento, li dobbiamo rinforzare, allargare. La digitalizzazione massiva in atto in queste ore dentro agli archivi ci pone tutta una serie di problemi che noi dobbiamo imparare a affrontare in maniera strutturale, ma su questo poi vorrei tornare molto brevemente più avanti. Un'altra questione che secondo me è importante e che in parte avevo già, come dire, abbozzato. Dove stiamo nella società? Cioè, i docenti, le studentesse, gli studenti, l'intero settore, in che punto sta di preciso nella società? Questa è un'altra domanda che secondo me è centrale se vogliamo rendere spendibili le competenze che abbiamo, che costruiamo e che trasmettiamo. Penso a un circuito chiuso, a una trasmissione di sapere, come dire, quasi ancestrale. Penso a una comunità che si riferisce a se stessa. Ogni volta che abbiamo imboccato questa strada, lo dicevo prima, abbiamo sbattuto nel muro dell'indifferenza altrui. C'è una malattia che io ho in qualche modo isolato studiando gli archivisti nel loro habitat naturale, che si chiama sindrome da virtù negata. Cioè, ma come? Gli archivi sono così belli, così importanti, decisivi, senza archivi non si vive, ma nessuno se li fila. Questo è veramente inaudito. No, non è per nulla inaudito, perché, devo dire, questa tendenza si è invertita da tempo. Qui in sala c'è gente che, come dire, ci ha lavorato forte. In proporzione pensa alle biblioteche, che hanno ancora meno forza, no? Sì, giuridica, fra virgolette. però le biblioteche hanno una maggiore capacità di penetrazione sociale. Vedi, ognuno vede migliore l'altro. L'erba del vicino. No, però ecco, questo aspetto, cioè noi dobbiamo curarla questa sindrome della virtù negata. Dobbiamo portare anche l'insegnamento dell'archivistica prima di tutto a un livello, di una dimensione di educazione civica, cioè far passare il concetto dell'utilità dell'archivio. Ma qual è l'archivio utile? È l'archivio che è ben gestito. Il senso della conservazione archivistica sta tutto nell'utilizzazione dell'archivio. Quindi portare l'archivio nella società significa sottolinearne il valore concreto, l'uso concreto, quotidiano. Io inizio i corsi sempre dicendo, e lì si accende un barlume di interesse: sapete perché vi dovete interessare agli archivi e all'archivistica, ma soprattutto ai documenti? Perché se io non vi registro l'esame, voi non siete esistiti, non vi laureate, eccetera. Quel documento che io registro, un pezzo d'archivio, fate voi. Ecco, questa idea, cioè di far passare e di educare la dimensione concreta dell'archivio, io credo sia centrale, e ne deriva la consapevolezza di un ruolo nella società che non è un ruolo meramente, tra tutte le virgolette del caso,
rievocativo e culturale, è un ruolo tecnico che contribuisce al funzionamento di una società. Dobbiamo a cominciare dalla didattica, in questo senso anche contribuire a costruire una coscienza di comunità. Cioè noi a volte usiamo questa espressione, la comunità archivistica, no? Però questa comunità archivistica molto spesso è tale solo sulla carta, perché le diverse componenti fanno fatica a fare lobby. Noi abbiamo bisogno invece di fare lobby nel senso migliore del termine per poter esercitare le dovute pressioni. Io continuo a pensare che non va bene per niente l'assetto normativo, strutturale in cui si trovano adesso gli archivi. Allora un'altra responsabilità che abbiamo è proprio quella di informare persone che siano consapevoli del bisogno di un cambiamento strutturale. Poi ognuno vede la questione, per carità, dal suo punto di vista. Io in questo, come qualcuno sa, sono piuttosto radicale, ma non è questo il tema della giornata. Anche questo fa parte di un percorso formativo. C'è la capacità che noi dobbiamo avere di coinvolgere le persone dentro un disegno, farglielo percepire un disegno dai contorni più ampi. E poi un altro aspetto è quello della specializzazione. Che scenari abbiamo davanti? Li conoscete tutti. Da una parte un bisogno forte di governare l'evoluzione nella direzione dei sistemi di gestione documentale degli archivi informatici. E quindi noi abbiamo costruito, adattato, forzato determinati percorsi formativi per rispondere a quel tipo di esigenza. C'è ancora molto da fare. I master che danno la risposta in questo senso, penso a Macerata, penso a Cosenza, sono delle eccezioni, no? Cioè non c'è una fluidità nel percorso formativo che porta a una didattica efficace in quella direzione. Ecco, torna la parola responsabilità. Noi archivisti in questo momento, ma credo anche gli storici, credo naturalmente i colleghi delle biblioteche, abbiamo delle enormi responsabilità di fronte al futuro, perché non è vero che gli archivi digitali, ammesso che li si riesca a intercettare, ma questo è un altro discorso, sono fragili. Questa è una leggenda metropolitana messa in giro da chi ha tutto l'interesse a crearsi questo alibi. Noi non li accudiamo, noi non abbiamo un modello conservativo come quello importantissimo che per scelte politiche, per investimenti è stato messo a punto, diciamo, dagli anni 70 dell'Ottocento. Cioè gli archivi di Stato, la rete degli archivi di Stato non è che è nata per associazione tra uomini e donne di buona volontà, facciamo un archivio di Stato anche qui a Ravenna. È un disegno politico, è un disegno di accudimento del patrimonio documentario che così si è salvato. Ce l'abbiamo questo modello conservativo per il digitale? Lo accudiamo realisticamente il digitale? Direi di no. Vedo insomma persone informate dei fatti che scuotono la testa. Quindi specializzarsi in direzione della gestione documentaria non significa creare dei metadatifici, ma significa creare la cultura dell'archivio digitale e della soprattutto conservazione digitale, il che ci rimanda, punto e a capo, al bisogno di riforme. Mi avvio a concludere. Poi il piano nazionale di digitalizzazione, no? Cioè, ti accetta, ma poi la concretezza... Proprio qua. In più, noi abbiamo, come dire, assistiamo a degli scenari a cui accennavo prima di massiccia digitalizzazione delle fonti primarie, degli archivi analogici, storici. E anche qui noi abbiamo bisogno di formare competenze che in qualche modo fino a poco tempo fa erano un po' inaspettate dentro gli archivi storici, no? Perché l'archivista informatico, espressione assurda che non significa niente, era naturalmente previsto, record manager, responsabile della conservazione. Ieri ho sentito Data Steward. Adesso ce l'abbiamo anche noi in un ebook. Però il Data Steward a me, da come me l'hanno spiegato, mi sembrava più un magazziniere, cioè non un maggiordomo dei dati. Cioè questa competenza digitale con un certo percorso formativo la davamo per indispensabile nell'archivio corrente, chiamano così, nella dimensione storica meno. Ma adesso
con la costruzione di enormi patrimoni digitalizzati che portano allo sdoppiamento degli istituti tra l'analogico e il digitale, noi abbiamo bisogno di figure di questo tipo anche dentro gli archivi storici. La mia domanda rispetto al Piano Nazionale di Digitalizzazione è: che cosa ci facciamo? Non voglio dire come, perché sarebbe un capitolo doloroso, ma che cosa ci facciamo con sta roba che stiamo digitalizzando, che è fatta di oggetti digitali che rientrano nella casistica di cui sopra, dell'obsolescenza, eccetera, eccetera. Dove li mettiamo? Che ci facciamo? Come li conserviamo? Il che significa come difendiamo l'investimento molto cospicuo che stiamo facendo sulla digitalizzazione. Ecco allora che, no, la specializzazione significa anche questo. Chiudo spendendo 2 parole, perché sono qui a rappresentarla, anche sul ruolo dell'associazione scientifica e delle associazioni scientifiche. Questo è un discorso importante in un momento in cui conosciamo tutti i nuvoloni neri e già piove da qualche parte che minacciano l'università. Settori come i nostri sono settori che più di altri hanno bisogno di densità. Cioè io il modello che sogno, l'aspirazione, anche un certo progetto di Aidusa è quello di riuscire a costruire dei poli di competenze che vadano in controtendenza alla dispersione delle competenze magari molto alte che ci sono nelle singole sedi. Io ho dei docenti, uno a Paperopoli, uno a Topolinia, stanno nei rispettivi dipartimenti, i colleghi sanno bene quali sono poi le logiche dei dipartimenti nei confronti di uno, poi magari di uno che insegna archivistica. Lo mangiano ancora prima di entrarci, il consiglio di dipartimento è già spolpato, no? Allora c'è un problema politico, ma di politica buona, c'è il bisogno di addensare, prendendo atto di quelle che sono le nostre dimensioni effettive, intorno ad alcune sedi che fanno tesoro delle competenze in una logica di scambio di competenze e di persone che certamente i nostri meccanismi non facilitano, non assecondano, ma io credo che sia un punto di sfida anche ai nostri meccanismi, dire come riusciamo, faccio un esempio così, io sono a Macerata, qui siamo a Ravenna, come riusciamo a mettere in comunicazione e a fattor comune per gli studenti e per noi le competenze che c'è a Macerata, le competenze che c'è a Ravenna? Io credo che sia un giochino che vale la pena di giocare. Detta così non vuol dire niente, è complicato, sono d'accordo, però questa è una prospettiva a cui l'associazione, almeno Aidusa, guarda con interesse. Ultima cosa, stiamo organizzando, anche qui non per fare pubblicità ma per fargliela, una giornata di studio a Macerata, 2 giornate di studio per la verità, dedicata ai dottorandi di IST 04C archivistico. Perché questa cosa? Perché io credo che appunto sia molto importante una visione d'insieme. Noi vogliamo capire che cosa stanno dicendo e studiando e ricercando i dottorandi nei nostri dottorati, perché quelle persone sono il ricambio che ci sarà, malgrado i punti organico, malgrado i tagli, inevitabilmente, fisiologicamente, almeno se l'università continuerà ad esistere. Quindi ecco, due aspetti: il bisogno di addensare le competenze e il bisogno di coordinare anche i percorsi, nel rispetto naturalmente delle autonomie di tutti, i percorsi formativi. Se noi riusciamo a monitorare questi fenomeni, secondo me riusciamo anche poi a inventarci o a formulare o a modulare risposte efficienti per quel mercato del lavoro che comunque rimane l'obiettivo dei professionisti dell'archivio. Grazie. Ringraziamo, anzi, ben più che ringraziamo Federico Valacchi per aver rotto il ghiaccio, per avere già, come dire, messo sul tavolo un sacco di questioni e di tematiche che oggi sicuramente ci faranno riflettere. E passo immediatamente la parola non a Paola Castelluccio appunto, ma a Maurizio Lana, che ringrazio perché è stato coinvolto all'ultimo momento ma ha accettato di essere qua con noi oggi in qualità di vicepresidente della SISB, la Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche, professore all'Università del Piemonte Orientale, a cui lascio immediatamente la parola con
ancora tanti ringraziamenti. Bene. Grazie Grazie Lucia. Maurizio. Grazie Lucia e buongiorno a tutte e a tutti. Un saluto speciale per Federico Valacchi, per Emma Carbè, per Fiammetta Sabba, per te Lucia naturalmente. Insomma, è sempre bello rincontrarsi fra persone, e qui incomincio a entrare nei temi che vi propongo, fra persone che appartengono a campi disciplinari diversi, non proprio tutti quanti noi, tutti i campi disciplinari diversi, ma in buona misura, insomma, campi disciplinari diversi, per riflettere insieme su tematiche che sono di interesse comune. Il primo punto che voglio proporvi alla riflessione è proprio questo. Ci si incontra su tematiche che sono di interesse comune, cioè non è estemporaneo, non è giusto una sorta di dovuto il fatto di aver fatto incontrare queste associazioni scientifiche qui in questo luogo e queste specificamente. Perché allora condividiamo prima di tutto una serie di problemi. Molte di queste associazioni scientifiche e molte delle persone che si incontrano oggi si collocano, vorrebbero collocarsi nel contesto accademico universitario e, come sappiamo, come in parte anche accennava o diceva anche il professor Valacchi, non ci sono degli orizzonti particolarmente rosei in questo momento per l'università, per chi vuole entrare, per chi vuole consolidare la sua posizione, e dall'altra parte, peraltro, l'università è un luogo eminentemente importante per chi vuole studiare queste tematiche che ci accomunano, che sono tematiche che sono umanistiche, che sono tematiche che hanno a che fare con il documento inteso in senso esteso, quindi non soltanto il documento in senso archivistico, ma anche ciò che rimane scritto, quindi anche i libri, il libro antico, quello della contemporaneità, la materialità documentale, ma anche il digitale. Valacchi parlava degli archivi digitali, sappiamo tutti benissimo che anche dal punto di vista della biblioteca c'è da ormai da decine d'anni una spinta fortissima alla costituzione e alla creazione di risorse digitali, biblioteche intrinsecamente digitali oppure sezioni digitali di biblioteche fisiche, insomma. Tutti quelli che operano in questi campi dentro l'università sono sicuramente in un momento di difficoltà e ci sono iniziative dal basso in cui le persone che studiano queste cose, le persone interessate a questi temi, le associazioni scientifiche, gli individui si ritrovano in qualche modo per condividere le riflessioni sul tempo presente e cercare di fare massa per riuscire in qualche modo a trasformare qualcosa di ciò che la politica sta delineando. E quindi in qualche misura con quello che sto dicendo vi delineo come dire, una prospettiva complementare alternativa rispetto a quella che diceva il collega Valacchi dell'addensare. Io credo che oltre all'addensare sia comunque importante fare rete, nel senso che non è possibile addensare tutti e quindi oppure ci sono anche specificità che è impossibile addensare, diciamo così, con questa metafora interessante. Credo che sia altrettanto importante fare rete. Questa espressione del fare rete è un'espressione che vorrei quasi dire abusata, perché se ne parla, si sente, sono decine d'anni che questa espressione è entrata nell'uso, ma credo che dobbiamo renderci conto che non è soltanto una bella parola, ma è un significato. Allora, è un significato prima di tutto perché i nostri contesti, tutti quanti, forse un pelino meno, ma mi addentro dentro territori che non conosco, forse un pelino meno la paleografia, ma tutti quanti sono fortemente caratterizzati trasversalmente dal condividere il rapporto con delle fonti, dei documenti, degli oggetti, libri digitali. C'è una trasformazione in questo senso, per cui dal fisico ci stiamo spostando sempre più verso il digitale come forma degli oggetti che studiamo. L'elemento caratteristico è che nel momento in cui gli oggetti che studiamo diventano digitali o gli oggetti che produciamo diventano digitali,
sono inevitabilmente intrinsecamente accomunati da questo essere digitali. Prima, nel tempo in cui erano soltanto fisici, la loro fisicità li distingueva. Li distingueva perché era differente la modalità di produzione, era differente la produzione addirittura del supporto, della lavorazione del supporto. Adesso questo non avviene più e noi però siamo ancora, comprensibilmente anche, legati, strutturati, inquadrati, magari per certi versi mi verrebbe da dire ingabbiati dentro suddivisioni che descrivono un tempo che sta passando. Noi siamo dentro un tempo di grandi trasformazioni dal punto di vista culturale e dell'ambito umanistico. La trasformazione principale, lo sappiamo tutti benissimo, è quella che è in atto dal novembre 2022, con la comparsa tumultuosa dappertutto. Ormai non ci sono più pagine di quotidiano, di giornale quotidiano generalista che non abbiano delle pubblicità che dicono l'intelligenza artificiale è arrivata fin dentro gli apparecchi acustici, l'intelligenza artificiale. Tra un po' ce la metteranno o ci racconteranno che ce la mettono nello spazzolino da denti elettrico, non so, no? Capite? Allora, la trasformazione è in atto e riguarda tutti quanti i nostri mondi, di noi che siamo qui oggi, voi in pubblico e le associazioni scientifiche coinvolte, le entità, aziende, soggetti culturali, eccetera. La trasformazione in atto riguarda tutti e il grande problema è di rendersi conto, io credo, prima di tutto che questa trasformazione riguarda proprio tutti, cioè ti accomuna tutti nel metterci in crisi. In crisi perché una serie di modalità di lavoro e di modalità di concepire la posizione degli studiosi dentro i loro campi di studio sta cambiando. Non può più essere quella di prima. Tutti quanti noi, ognuno nel suo campo, sappiamo che le cose non potranno più essere quelle di prima. E non so, un grande tema per la biblioteconomia, per esempio quello della soggettazione e catalogazione utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, oppure sistemi di intelligenza artificiale per individuare dati degli input iniziali, per individuare i libri pertinenti agli input iniziali, e i sistemi di raccomandazione che sono un grande tema che è partito come modalità di vendita dei prodotti dentro gli store digitali e che poi sono arrivati fino alle biblioteche. Se ti interessa questo, allora potrebbe interessarti anche quell'altro, no? Allora, siamo tutti dentro questo sistema. Dobbiamo capire se questo sistema in trasformazione, questo sistema della gestione dell'informazione digitale che tocca tutti quanti noi, perché tutti quanti noi, anche professionalmente e anche accademicamente come studiosi e studiosi, ci siamo dentro, se questa trasformazione, se questo sistema che intorno a noi si sta costruendo, non intorno a noi nel senso di chiuderci, ma che negli spazi che noi vediamo della vita civile della società, se questo sistema che si sta costruendo siamo in grado di governarlo consapevolmente, di essere consapevoli di come funziona e quindi essere in grado di, per quanto possibile, operare attivamente al suo interno, o semplicemente come un turacciolo di sughero siamo portati dall'onda, pensando di governarlo, pensando di essere molto bravi perché sappiamo stare a galla. E il problema non è stare a galla, il problema è in che direzione si va, naturalmente. Questi temi sono dei temi che ci coinvolgono tutti, su cui non possiamo pensare di operare soltanto individualmente. Dico soltanto individualmente perché già operare individualmente è una buona cosa, individualmente a livello di società scientifica è certamente una buona cosa, ma è necessario riconoscere, percepire che si sta costruendo un tessuto che accomuna tutte quante le nostre attività. In questo senso, dicevo all'inizio qualche minuto fa, fare rete. Un fare rete potente, forte, perché ci rendiamo conto che se non siamo rete siamo distrutti. Dico apposta questo termine un po' estremo, no? Perché il fare rete è nella natura della trasformazione digitale che abbiamo davanti. Tutti i contenuti digitali sono interconnessi e se noi pensiamo di non connetterci fra di noi, archivisti, bibliotecari, paleografi, digital humanist, eccetera, se noi pensiamo che non sia necessario, non sia rilevante, non sia utile, non sia appropriato, non sia significativo connetterci fra di noi, e in qualche modo stiamo negando la natura dell'oggetto che vogliamo studiare, no? Invece, per carità, ognuno continuerà ad avere il suo punto di vista specifico, professionale, professionalizzante, accademico, scientifico, ma
tutti quanti insieme a lavorare, non isolatamente. Questo lo vedo come un'esigenza di grandissima portata. Di fronte a questo rimane il fatto che, per esempio, fortunati i paleografi, fortunati gli archivisti, i bibliotecari non hanno uno status formale paragonabile a loro dal punto di vista proprio professionale, perché non esiste un albo professionale dei bibliotecari come quello degli archivisti, e questo naturalmente contemporaneamente è un elemento di forza, perché permette di collocarsi meglio dentro gli spazi che si aprono, ed è un elemento di debolezza perché, come sappiamo bene, ci sono contesti in cui chiunque può fare bibliotecario, ci sono contesti in cui si mette a fare il bibliotecario, a gestire la biblioteca, la bibliotechina, qualcuno che non è più adatto per fare altre cose. A volte negli ospedali succede questo, a volte nelle scuole succede questo. Parlo degli ospedali e delle scuole perché sono due territori di base della biblioteca, dove la biblioteca incontra effettivamente le persone nella loro situazione per certi versi più, tra virgolette, indifesa, no? Oppure professionalmente più necessitante. Allora abbiamo bisogno, come anche qui riprendo qualche spunto e rielaboro che proponeva Valacchi, abbiamo bisogno di una consapevolezza dentro il settore, dentro l'ambito professionale, soprattutto bibliotecario, ma non voglio rubare gli spazi naturalmente all'AIB per parlare di questi temi, di costruzione di consapevolezza, ma anche fuori di costruzione di consapevolezza. Nella società oggi il movimento verso la ricerca dell'informazione e della conoscenza sostanzialmente non passa più primariamente per la biblioteca, passa primariamente per le risorse digitali che si trovano in rete. Allora c'è bisogno di costruire consapevolezza del fatto che non è che le biblioteche hanno perso il loro significato, la loro rilevanza, perché i flussi dell'informazione passano fuori di esse, perché la biblioteca continua ad avere una necessità di esistenza. È necessaria l'esistenza della biblioteca come luogo in cui alla fluidità costante, inarrestabile dell'informazione nel mondo digitale ci siano dei luoghi di impermanenza, no? Dei luoghi di robustezza, di stabilità, di durevolezza, durabilità nel tempo dell'informazione e delle forme fisiche che veicolano l'informazione, quindi i giornali, le registrazioni ottiche, i libri, i saggi, monografie, insomma, come li vogliamo chiamare con termini più tecnici, con termini più generalisti. Allora abbiamo bisogno di costruire la consapevolezza di questo anche come dire, non come semplicemente attività di studio, per cui meno male che, come è stato scritto, meno male che esistono i libri, perché l'esistenza dei libri ci dà la possibilità di studiare le cose. Quanti ambiti di studio andrebbero a scomparire se non avessimo i libri che ci permettono di studiare questi ambiti, no? Non solo questo, cioè non solo un significato professionale per cui, per carità, intorno a noi il mondo potrebbe andare in briciole, ma noi comunque, dico così metaforicamente, i libri da studiare li avremo sempre. No, il senso che i libri esistono, sono esistiti, esistono perché rispondono a delle finalità, delle necessità, non soltanto di chi li scrive, ma globalmente sociali, di interesse di studio, di interesse della società per il tempo libero, per il leisure, per approfondire la riflessione sul mondo e così via. Allora, queste componenti non vengono meno, anche se l'oggetto fosse non più di carta, ma diventasse, lo vediamo che sta diventando, anche digitale, no? Allora, questo universo bibliotecario dentro cui ci collochiamo ha bisogno di acquisire contemporaneamente consapevolezza e, vorrei quasi dire, orgoglio di quello che è in grado di fare e di dare alla società, mentre spesso c'è un po' il rischio, così mi sembra, dell'arroccarsi in difesa, no? Chiudo le mie riflessioni riprendendo la tematica della società scientifica. Allora, le società scientifiche sono dei luoghi di addensamento, appunto, no? Sono dei luoghi in cui le persone che hanno dei temi di interesse, di studio comune, si incontrano, si parlano, gli strumenti digitali permettono e facilitano questa comunicazione.
ma le società scientifiche cooperano con quelle vicine, con quelle sorelle, fratelle, con quelle cugine, con quelle con cui si condividono i problemi e con cui si condivide la necessità di trovare i modi per affrontarli e superarli. In questo senso, tutte le associazioni che sono presenti qui sono associazioni che fuori di queste sedi si sono trovate, si sono incontrate precisamente per prendere posizione, anche insieme ad altre, per prendere posizione sulle difficoltà che il contesto universitario sta incontrando. È proprio questo il senso, addensarsi in società scientifica, ma addensare, forse quasi potremmo dire, no? Anche le società scientifiche che hanno tematiche vicine, e questo ovviamente permette di avere una forza di pensiero, oltre che di, non so se addirittura dire di azione, lo vedo molto difficile, ma comunque di contrattazione, almeno, che da soli non si avrebbe. Quindi sia a livello micro sia a livello macro non si lavora da soli. Questo è contemporaneamente un obiettivo da raggiungere, ma anche una scoperta che abbiamo fatto. E noi associazioni che siamo qui oggi siamo l'espressione di questo. Abbiamo scoperto che da soli non si va avanti. Grazie. Grazie Maurizio per il denso intervento. Diciamo, facendo una battuta, possiamo dire che nessuna associazione è un'isola. Ma con questo, certo, diciamo, grazie. mi fermo e passo la parola a Ilaria Marcelli, che ringrazio. Ci rappresenta ANAI, facciamo un po' di archivi, un po' di biblioteche, è membro del direttivo ANAI ed è responsabile dell'Archivio di Stato di Arezzo. La ringraziamo, è in presenza. Ora girerò la videocamera. Ringrazio ancora Maurizio. Grazie. Buongiorno a tutti, sono a portarvi saluti dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, della Presidente Erika Vettone, che appunto non poteva essere qui oggi, e di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale di cui ho l'onore di far parte. ANAI è nata nel 1949 per rappresentare la comunità degli archivisti italiani, e da allora porta avanti la sua attività a tutela dei professionisti, di tutta la professione, qualsiasi sia il loro inquadramento professionale. Monitora quindi costantemente, attraverso canali appositi e segnalazioni anche di soci e di altre istituzioni che riceviamo copiosamente, monitora lo stato di salute della professione archivistica. È una salute declinata sotto vari aspetti. Uno di essi è quello relativo alla formazione degli archivisti, che è molto importante. Infatti ANAI vigila sulla formazione, da una parte in maniera indiretta, mi verrebbe da dire, cioè ammettendo fra i propri soci coloro che abbiano un minimo di formazione archivistica e che abbiano compiuto, che stiano compiendo un determinato percorso formativo. Ammettendoli come soci ordinari o come soci juniores. È importante questo perché, credetemi, riceviamo anche tantissime richieste di diventare soci ANAI da persone che non hanno minimamente le competenze, nemmeno un minimo percorso di studi per esserlo. E ritengo che questo sia importante nell'identificazione di una professione, un po' rifacendomi a chi ha parlato prima di me. Insomma, se non vogliamo alla fin fine che chiunque possa dirsi, possa occupare uno spazio all'interno di una determinata professione, dobbiamo anche vigilare sulla formazione, ovviamente. E poi dall'altra parte ci occupiamo anche direttamente di formazione, perché come sapete forniamo la possibilità di un aggiornamento e di uno sviluppo di competenze per chi in particolare ha già compiuto un percorso di istruzione primaria, diciamo così, e ovviamente universitaria. La professione è sostenuta dalla legge 4 del 2013, sono le disposizioni in materia di professioni non organizzate. Mi dispiace contraddire chi mi ha preceduto, ma no, purtroppo gli archivisti non hanno un albo professionale. E qui mi viene da dire in maniera campanilistica, ovviamente. Sì, diciamo, avete un diploma sì, che è riconosciuto ufficialmente, avete ragione, non è un albo. Questo è vero, abbiamo un diploma, sì. Sì, scusate l'imprecisione, certo, ma sì, no, sì. Mi scusi, non volevo fare la... No, per carità. No.
Ovviamente la professione può essere svolta in vari settori, richiamandomi appunto anche a quanto hanno già detto prima di me. Quindi possiamo occuparci, per così dire, diciamo, per esemplificare, dalle carte medievali, cioè specie dalle pergamene, fino a, come è stato detto stamani mattina, ai documenti digitali, con tutto quello che sta nel mezzo, no? A questi due estremi. E lo si può fare, ci tengo a dirlo proprio per parlare di professione, con tipologie contrattuali e in contesti lavorativi molto diversi. Quindi si può essere archivisti liberi professionisti presso privati, collaboratori di uffici statali, archivisti presso enti locali o presso enti regionali, archivisti d'impresa, ce ne sono ormai veramente molti, archivisti in cooperative o in società che svolgono il loro servizio per altri, ricercatori e docenti di archivistica ovviamente, e poi archivisti inseriti, diciamo, nell'organizzazione dello Stato. Questo avviene, può accadere perché gli archivi sono portatori di un senso, e mi verrebbe da dire anche addirittura di una verità, perché ci circondano anche quando non li vediamo, e vengono prodotti anche quando non è intenzione di nessuno farlo, e accade spesso, e hanno necessità di essere gestiti perché siano compresi ed esplichino al meglio la loro funzione anche quando verranno chiusi per decenni in un armadio. Questa funzione di mediazione, nella quale credo molto, accomuna le professioni che abbiamo anche incominciato a vedere stamani, cioè ad esempio la professione dell'archivista come anche la professione del bibliotecario, e ci accomuna anche ad altri operatori dei beni culturali. Mi viene da pensare ad esempio agli storici dell'arte, che ovviamente hanno diciamo una professione propria nel riconoscimento delle opere d'arte, nelle attribuzioni, nello studio delle opere d'arte, ma anche nella mediazione del valore dell'oggetto di cui si occupano. E questo ruolo di mediazione credo che sia un ruolo che abbia una parte sempre maggiore nei confronti del futuro della nostra professione, quale che sia l'oggetto di cui andiamo ad occuparci. Forse perché ora io ho un lato a volte un po' pessimista, però diciamo che viviamo in tempi barbari, per così dire, e il ruolo di mediazione, di comunicazione anche dell'oggetto del nostro studio è sempre più importante. Vorrei chiudere così questa riflessione in qualche modo citando una frase di Valacchi che mi ha preceduto a conclusione del preludio del suo volume La verità di carta, a cosa servono gli archivi. Perché Valacchi scrive: gli archivi e gli archivisti non riusciranno mai a salvare il mondo, ma potrebbero dare una mano, continuando a costruire verità di carta utili a tutti. E invito quindi gli studenti, per quanto riguarda NAI, a seguire le nostre attività per rendersi conto, attraverso ovviamente i nostri canali online, quindi in particolare attraverso il sito, il mondo degli archivi e anche i social che ribattono ciò che lì pubblichiamo, per rendersi conto e per vedere cosa può accadere durante, in particolare dopo, il loro percorso di studi. Grazie. Grazie a Ilaria Marcelli, rapidissima ma incisiva, consente di proseguire in questa mattinata. Passo la parola a Emanuela Carbè, rappresentante di IUCD, l'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, nonché ricercatrice all'Università di Siena. E, come dire, mi si consenta il commento personale, fine scrittrice. Prego, la parola a Emanuela. Grazie, mi sentite? Perfettamente, magari il video Grazie. è un po' pixelato, ma Sì. sentiamo bene. Grazie, io con piacere vi porto i saluti dell'associazione IUCD e della sua presidente Marina Buzzoni, che oggi è impegnata a un altro impegno istituzionale e quindi non può essere qui con noi, e mi fa molto piacere seguire questo dibattito e questi interventi. Diciamo che all'interno di questo contesto IUCD è un soggetto ancora più ibrido, perché appunto è nata da qualche anno, ormai dal 2011, e lavora per la promozione e la ricerca, ma anche la formazione nell'ambito dell'informatica umanistica e delle digital humanities, che come sappiamo
in Italia non sono riconosciute da un punto di vista strettamente scientifico, ovvero non esiste ancora e chissà se un giorno esisterà un settore scientifico disciplinare dedicato all'informatica umanistica, anche se le cose negli ultimi anni si stanno muovendo con un riconoscimento all'interno delle cosiddette declaratorie dell'informatica umanistica all'interno di varie discipline. Dentro questa associazione proveniamo da settori molto diversi e uno zoccolo duro è proprio è proprio l'oggetto di questa laurea magistrale e questo è abbastanza naturale perché ci occupiamo di metodologie computazionali applicate per l'appunto al patrimonio culturale, ai testi, però ai testi intesi nel senso più ampio e alle fonti storiche, fonti di più tipo. Innanzitutto, come è stato detto, e quindi non ripeterò quello che è già stato detto da chi mi ha preceduto, siamo immersi in un contesto in cui ci sono delle trasformazioni in atto molto repentine. Queste trasformazioni non sono solo degli ultimi anni, però lo ha detto prima molto bene Maurizio Lana, ci sono delle trasformazioni come quelle in cui ora si sente parlare di intelligenza artificiale in ogni cosa e su questo anche aggiungo per Maurizio, anche nello spazzolino elettrico, Maurizio, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono delle marche che promuovono l'intelligenza artificiale, non so bene in che modo perché sono costosissimi, all'interno dello spazzolino elettrico e già questo è una spia di quello che di quello che sta accadendo. Quindi sono una spia che da un lato offre ovviamente delle opportunità, però dall'altro insomma ci fa riflettere. Io non vengo da questo settore perché sono laureata in filologia e quindi ho avuto a che fare con gli archivi cartacei e digitali, ma con un altro approccio, però questo ci fa riflettere che naturalmente in questo oceano, prima si parlava di un oceano, le questioni si stanno facendo sempre più complesse. È un oceano che sta offrendo molto, ma anche un oceano in cui le identità e le competenze sono più complicate da imporre all'interno di un contesto difficile da comprendere. Ora, mi sono chiesta in questi giorni, prima di questo incontro, che cosa avrei voluto sentirmi dire da studentessa e di una laurea magistrale come questa. Sicuramente mi sentirei di dare una rassicurazione, cioè il mercato del lavoro in questo momento, soprattutto negli ultimi anni, non è un mercato complicato, ma non è un mercato inesistente e lo dimostra il fatto che all'interno delle lauree italiane le griglie molto rigide spesso non siano neppure sufficienti a fornire quelle competenze di cui si parlava prima necessarie a questo mercato. Quindi forse sì, c'è stato uno scollamento negli ultimi anni tra quello che chiedeva il mercato e queste griglie molto, molto rigide che esistono nella formazione, ma che lauree come queste, una laurea magistrale come queste, sta cercando diciamo di riavvicinare e di imporsi come un ponte per portare studentesse e studenti in una formazione realmente attuale, realmente in grado di rispondere alle esigenze di questo mercato o anche alle esigenze della ricerca. Quindi sicuramente ripeterei anch'io quello che ha detto inizialmente il professor Valacchi sull'addensare le competenze e sottoscrivo tutto ciò che è stato detto prima di me, però mi sentirei anche di fare una rassicurazione, che forse è quello che avrei voluto sentirmi dire io quando stavo studiando. Io ho studiato non in quel settore, appunto lo dicevo prima, ho studiato filologia, quindi tutt'altra cosa, ma sentivo l'esigenza di specializzarmi di più in quello che mi pareva il mondo reale in quel momento, in quegli anni lì, e che ora in effetti è pervasivo, cioè il mondo digitale, che non è immateriale, ha una sua materialità e questo
le studentesse e gli studenti di questa laurea lo sanno bene, e quindi ha bisogno, esattamente come un documento cartaceo, ha bisogno di una cura e ha bisogno di una sua comprensione sotto più punti di vista. Quindi senza di voi, senza le vostre, diciamo, competenze, non solo l'archivio in senso stretto verrebbe a mancare, ma anche un'idea di mondo. Scusate se sono un po' idealista, però anche sentendo le precedenti interventi, un po' di idealismo secondo me è anche necessario, anche un'idea di mondo e di comprensione delle complessità del mondo sono alla base delle vostre professioni, che non saranno, mi permetto di dire, esclusivamente professioni legate esattamente a quello per cui state studiando, ovvero naturalmente ve lo auguro, e se è quello che vorrete fare, ma si aprirà, credo, un mondo con le vostre competenze su cui davvero, lo dico per la terza volta e mi sento di rassicurare, il mercato c'è. Io nel mio piccolo, nel vedere anche dei miei allievi o dei giovani studenti e delle giovani studentesse, alcune dei quali specializzati in MSO 08, quindi molto più canonicamente rispetto al mio percorso, in questo momento lavorano per aziende o lavorano anche per istituti o all'interno di cooperative, e questo tipo di competenze trasversali orientate alle competenze digitali, al mondo digitale, sono in questo momento rischiosissime. Qual è secondo me in questo periodo storico il problema maggiore? Beh, proprio in questi anni c'è stato, ora si entrerà in una nuova fase, quasi un eccesso di risorse, cioè dopo la pandemia, diciamo, sono arrivati a pioggia moltissimi fondi dedicati, forse in una maniera poco controllata, al mondo digitale. Questi fondi sono arrivati tutti insieme, sono stati troppi, in progetti a volte ben organizzati, ma a volte era necessario, tra virgolette, ed è necessario spendere questi soldi in maniera molto, molto veloce, e forse, ma questo è il mio punto di vista da ricercatrice, non sono state valutate a livello politico a sufficienza le zone e le competenze di quei gruppi e di quelle comunità che potevano e avrebbero dovuto farsi carico di questo traghettamento, di queste forze. Quindi talvolta si è visto, ma non lo dico con esempi concreti, però si è visto talvolta tra virgolette, uno spreco forse di risorse negli ultimi anni, che invece avrebbero potuto, si sarebbero potute investire in progetti infrastrutturali, in alcuni casi invece ci sono stati, più importanti per il nostro paese e forse più a lungo termine. Io a volte sorrido quando arrivano i vari soldi dei PRIN, dei progetti PRIN all'interno dei dipartimenti, in progetti digitali che magari trovano il tempo che trovano, quando quei soldi potrebbero invece essere investiti in progetti più grandi, e alcuni ci sono a livello nazionale, ma che magari sono meno anche conosciuti da parte delle varie comunità. Per questo motivo questo tipo di specializzazione è fondamentale, ed è anche una specializzazione non solo tecnica. Chi fa informatica umanistica, chi fa digital humanities detesta parlare prima di tecniche di software, perché prima di tutto si parla di modelli e di metodi. Però questo tipo di specializzazione serve per dare una struttura reale a quello che si sta facendo, e quindi a dare degli indirizzi. Quindi il ruolo di chi esce da questo tipo di formazione è un ruolo importante, che non si limita al singolo progetto, ma si limita a una visione. Un tempo essere interdisciplinare, parlo di secoli fa, era completamente normale, cioè il concetto di codice binario viene da un filosofo, da Leibniz, da un piccolo trattato de progressione di Adica.
in questo momento essere interdisciplinari, occuparsi di interdisciplinarità è quasi una moda e a volte ci mette in una posizione di scarso riconoscimento. Ora stiamo entrando in una fase in cui i soldi, tra virgolette, i finanziamenti saranno minori, però a me piace pensare che sia anche una tempesta perfetta per far emergere le vere competenze e per togliere un po', scusatemi il termine, un po' di fuffa, diciamo, rispetto a tutto ciò che riguarda il mondo digitale, che ormai è veramente una moda, un modo per trainare anche finanziamenti. Perciò lo dicevo ieri a uno studente dopo alla fine di un corso, sto tenendo un corso per l'appunto di modellizzazione, mi parlava di un problema su un progetto ed si era molto rabbuiato perché non riusciva a trovare il software adeguato. E io l'ho fermato e gli ho detto: ma tu perché stai studiando? Lui sta studiando appunto una laurea in Digital Humanities. Perché stai studiando Digital Humanities? Cioè chiediti questo e cosa stai facendo. Poi il problema appunto non è il software, è il tuo modo di porti di fronte al problema. Ti stai formando per imparare a porti di fronte a questo problema in un tuo modo, con dei tuoi saperi e delle tue conoscenze per creare un modello adeguato rispetto alla risoluzione di questo problema. E quindi il mio suggerimento, un po' anche da profana, perché appunto vengo da un altro settore che è quello della filologia, è quello alle studentesse e agli studenti è di raccogliere questa opportunità di questa laurea magistrale per imparare un modo di porsi di fronte ai problemi della biblioteconomia e dell'archivistica e di fronte ai problemi del libro. Il libro, lo sappiamo, non è solo un'entità fisica, ma non è nemmeno, se fosse digitale, un'entità immateriale, è qualcosa di molto di più e chi sta studiando queste discipline sta soprattutto studiando il suo modo di posizionarsi all'interno e avere la sua propria visione all'interno di questo contesto e fornire un contributo non solo alla sua disciplina di riferimento, ma alla comunità intera. E questo credo che sia il senso che dovrebbe ancora oggi avere l'università, cioè di essere concretamente e avere un ruolo concreto all'interno della società. E questo è l'augurio che faccio a tutte le studentesse e agli studenti per il loro percorso di studi e per questa anche bella giornata, perché ho visto insomma una quantità di relatrici e relatori d'eccezione e quindi credo che impareremo tutti moltissimo. Quindi ringrazio per l'invito e saluto ancora da parte dell'associazione IUCD e continuo a seguire da remoto la giornata. Grazie. Grazie a Emanuele, c'è un applauso dalla sala che spero possa sentire e a questo punto continuiamo con i nostri relatori online e in questo caso passiamo la parola a Laura Pani, professoressa all'Università di Udine, in rappresentanza dell'Associazione Italiana di Paleografi e Diplomatisti. Grazie. È la parola, mi permetto il tè dopo anni. Una conoscenza che parte da molto lontano. Da molto lontano. Da molto lontano, è proprio da Udine anche, è proprio da Udine. Udine, sì. Allora, buongiorno a Prego. tutte e a tutti, grazie Lucia, grazie molte agli organizzatori di questa bella giornata che mi sembra che sia molto proficua per gli studenti presenti. Mi scuso molto per collegarmi da remoto, ma Udine e Ravenna sono relativamente vicine in linea d'aria, ma meno in linea ferroviaria. Io avrei una presentazione che condivido. Puoi condividere lo schermo, sì, non ci Sì, sono. sì, sì, Perfetto. dovrei esserci, ecco qua, eccoci, benissimo. Allora, io sono qui in rappresentanza dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti che presiedo e vi porto i saluti anche del resto del consiglio direttivo, cioè della professoressa Serena Mirati, che è professoressa associata di paleografia all'Università di Roma 3, della dottoressa Anna Gioffreda, ricercatrice tenure track alla Sapienza,
del dottor Riccardo Montalto, ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Napoli Federico II, e della dottoressa Corinna Mezzetti, che è la responsabile dell'Archivio Comunale di Ferrara e che rappresenta in questo senso proprio l'intersezione assolutamente proficua tra l'associazione, tra i docenti, insomma, delle discipline paleografiche e il mondo degli archivi e delle biblioteche. E come potete vedere è un direttivo composto da persone giovani, con l'eccezione di chi vi parla, che è ovviamente giovanissima. Allora, vado avanti. Dunque, l'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti ha una storia, insomma, che non è forse lunga come quella della NAI di cui si è parlato prima, ma che comunque ha più di 40 anni. È lunga più di 40 anni. L'associazione si è costituita nel 1982, ho portato anche l'atto costitutivo, ed è nata, eravamo appunto nel 1982, con lo scopo di riunire i docenti delle discipline del libro, del manoscritto e del documento, quindi i docenti di diplomatica, di paleografia, fondamentalmente di diplomatica di paleografia, perché poi la codicologia si stava affrancando proprio in quegli anni come disciplina autonoma. Quindi i docenti universitari di quello che è l'attuale settore scientifico disciplinare IST 04D, che prima si chiamava MSTO 09, che poi ha avuto, precedentemente ancora, ha avuto altre denominazioni. Ecco, già su questo mi viene subito da fare una riflessione anche in rapporto a chi mi ha preceduta, e cioè il fatto che chi si vuole occupare di paleografia, chi vuole fare il paleografo o il diplomatista, può farlo, diciamo, principalmente, se non esclusivamente, a livello accademico. Certo, competenze di paleografia e di codicologia e di diplomatica sono indispensabili ovviamente per lavorare negli archivi o per lavorare nelle biblioteche, però quella del paleografo non si può dire che sia una professione, differentemente da quanto avviene per gli archivisti e per i bibliotecari. Quindi di fatto appunto il paleografo è principalmente uno studioso a livello accademico, uno studioso a livello universitario. Comunque dalla costituzione dell'associazione nel 1982 molte cose sono cambiate anche a livello accademico e molte cose sono cambiate anche nel tessuto stesso dell'associazione. La più importante trasformazione che c'è stata nel 2021, quando è nata la consulta universitaria dei paleografi, diplomatisti e codicologi, che ha riunito solo i docenti incardinati nel settore scientifico-disciplinare di paleografia, con l'intento di costituire un organismo che fosse l'interlocutore diretto delle istituzioni, quindi del Ministero, dell'ANVUR, del CUN, eccetera. Questo ha consentito una trasformazione molto importante dell'IPD, dell'Associazione dei Paleografi, perché l'IPD in questo modo si è alleggerita di tutta una serie di incombenze politiche, diciamo appunto proprio di politica accademica, ma di incombenze politiche, quindi si è trasformata in una società scientifica che è solo una società scientifica e che persegue obiettivi che sono solamente di tipo scientifico e di tipo culturale. Obiettivi che peraltro erano già presenti anche nel primo statuto dell'associazione, che appunto sì, è fin dall'articolo primo, insomma, dello statuto dell'associazione. Gli obiettivi appunto sono quelli di favorire, promuovere il dibattito e la circolazione di idee
informazioni nell'ambito degli studi di paleografia, di codicologia e diplomatica nei loro vari aspetti, nella prospettiva di un approfondimento metodologico di tali discipline, di un coordinamento delle ricerche, di realizzazione di programmi comuni, di partecipazione all'impegno di conservazione dei beni documentari e librari storici, nonché l'arricchimento delle potenzialità delle discipline nel panorama delle ricerche storiche, anche attraverso il collegamento con studiosi e con associazioni similari in Italia e all'estero. Dunque, che cosa fa nel concreto l'IPD? Beh, sicuramente organizza e promuove attività di tipo scientifico relative alle discipline della paleografia, quindi del libro manoscritto, paleografia, codicologia e diplomatica. Un appuntamento che l'IPD si è sempre data nel corso della sua esistenza è il convegno triennale, ogni 3 anni appunto un convegno a tema. L'ultimo si è tenuto a Roma nel settembre del 2024, questo era il tema, lo scritto che non ti aspetti, è stato anche un po' un tema di rottura rispetto ai precedenti convegni triennali che si focalizzavano su uno specifico ambito cronologico o su uno specifico ambito geografico. Nel periodo intermedio tra un convegno triennale e l'altro cerca di organizzare o al limite di patrocinare iniziative magari minori in termini di durata e di impegno, insomma, come appunto delle giornate di studio. Qui ho messo una locandina, ma ne potevo mettere tantissime altre, insomma. Nel 2022 appunto c'è stata, in realtà non è stata una singola giornata, perché sono stati 2 giorni e mezzo, con cui l'IPD ha inteso così, celebrare i suoi primi 40 anni, come si è detto. Quello che l'IPD e questo direttivo in particolare ha voluto e vuole perseguire è la promozione della paleografia, della codicologia e della diplomatica anche presso un pubblico più ampio. Come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, ormai non si può più distinguere, non si può più prescindere da quella che è attività di ricerca, quella che è attività di didattica e quella che è attività appunto di terza missione. Aggiungo tra le altre cose che per qualche strano motivo tante volte sembra che di paleografia, di scrittura, magari appunto di scrittura confusa con la calligrafia, siano tutti degli esperti, e quindi l'IPD si pone il problema appunto e si pone l'obiettivo di essere presente per esempio nella formazione, negli incontri con le scuole, ma anche con attività presso le biblioteche e gli archivi, dove appunto ci sono so che appunto è ovvio che i bibliotecari e gli archivisti fanno sempre questo genere di attività, ma io qua sto pensando appunto per esempio alla dottoressa Mezzetti, che è nella foto più in basso, che appunto mi ha passato tutte queste foto delle attività che organizza lei con in archivio, con bambini oppure comunque con ragazzi, con studenti delle scuole superiori. Da 1 anno e mezzo abbiamo inteso anche allinearci, diciamo, con quegli istituti culturali che appunto si propongono di fare diffusione, divulgazione delle conoscenze anche attraverso i social media, senza nessun detrimento per i contenuti, per cui ci siamo dotati di una pagina Instagram e di una pagina Facebook, in cui da una parte promuoviamo le iniziative organizzate dai soci, cosa che facciamo anche attraverso il nostro sito. E dall'altra poi però appunto poi adesso abbiamo le pagine social sono gestite da 2 soci giovanissimi, quindi abbiamo tutta una serie di rubriche che partono sempre da manoscritti o questioni appunto paleografiche, che si propongono quindi di rendere accessibili certi contenuti anche a un pubblico più ampio.
Tra l'altro, se posso osservare a margine, hanno più successo i post come questo per San Valentino con il beta a forma di cuore di un certo manoscritto che quelli in cui appunto poi si divulgano le locandine di attività e di iniziative. Un'altra cosa che questo direttivo ha voluto fare molto attraverso una serie di azioni concrete è il sostegno ai giovani studiosi e ai ricercatori nelle prime fasi della loro formazione alla ricerca. Per esempio, l'IPD ha sempre coorganizzato e anche sponsorizzato il contest FUMAST, The Future of Manuscript Studies, che è un vero e proprio contest internazionale in cui studiosi di paleografia, di codicologia, insomma, studiosi nell'ambito dei manuscript studies, studiosi internazionali, presentano le proprie ricerche in un vero e proprio contest con la determinazione poi anche di un primo, di un secondo, di un terzo classificato. Ecco, qua avete due immagini dell'ultima edizione, la quarta tra l'altro, che si è tenuta a Napoli nello scorso mese di gennaio. In particolare poi anche l'IPD sostiene e patrocina altre iniziative organizzate espressamente dai giovani studiosi per i giovani studiosi, come questo convegno tenutosi a Napoli lo scorso maggio 2024, siamo stati spesso a Napoli ultimamente, che è stato un convegno organizzato dai dottorandi della Scuola Superiore Meridionale e rivolto solamente a giovani studiosi, quindi ci sono stati poi dei keynote speakers che erano degli studiosi più esperti, però è stato proprio sono state 2 giornate di incontro e di confronto tra giovani studiosi. Anche per questo appunto poi cerchiamo di tenere un censimento dei dottorandi e quindi delle tesi di dottorato che sono in corso, sono state discusse nell'ambito della paleografia e della diplomatica. Organizza anche l'IPD dei momenti conviviali proprio per i giovani. Questa è un'immagine di un aperitivo paleografico che si è tenuto a Roma nel giugno 2023, nel corso del quale il direttivo ha avuto modo proprio anche di raccogliere dai giovani partecipanti, giovani soci o simpatizzanti, delle idee per le attività future. Detto questo, che cosa può fare l'IPD per voi o che cosa potete fare voi per l'IPD? Allora, se siete studenti, mi immagino appunto che molti dei presenti in sala siano studenti che magari intendono studiare in particolare paleografia, pensare a un percorso anche post lauream nell'ambito di un dottorato, eccetera. Per il momento possono iscriversi alla newsletter, quindi in questo modo ricevere ogni informazione che noi pubblichiamo sul sito sulle iniziative che l'IPD organizza o sostiene, patrocina, eccetera. Potete seguirci sui social. Se invece ci sono già dei dottorandi in paleografia o degli assegnisti di ricerca e anche naturalmente archivisti, bibliotecari, studenti che si stanno formando anche in questo ambito, oltre a quanto detto nella slide precedente, potete considerare di diventare soci. Abbiamo tenuto molto bassa la quota associativa proprio per rendere l'associazione il più possibile inclusiva e quindi appunto speriamo insomma fatevi vivi se vi può interessare, perché appunto saremo molto lieti di accogliervi ma anche proprio di ascoltarvi. E con questo io vi ringrazio, lascio qua quest'ultima slide con i nostri indirizzi e ringrazio ancora per l'opportunità che mi è stata data. Grazie. Spero si senta l'applauso della sala, grazie anche
a Laura Pani per questa esaustiva presentazione delle attività dell'associazione, veramente, veramente interessanti. E, wow, i paleografi fanno cose bellissime, si può dire? Beh, E, certo. beh, ovvio, che, Ovvio. come dire, è Le scontato. più belle di tutti. Sì. A questo punto lascio la parola all'ultimo relatore della sessione che è in presenza ed è Paolo Zampini, che spero arrivi al tavolo. Passa di là e quindi giro il microfono di qua. Zampini è in rappresentanza del comitato esecutivo regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, ma nella vita vera è responsabile scientifico della Malatestiana di Cesena, giusto? Sì. Bene. A Paolo la parola. Grazie Lucia, grazie anche a Fiammetta Sabba per l'invito a questo importante appuntamento che si rinnova per il secondo anno da parte mia ed è sempre un piacere essere del vostro team. Porto i saluti intanto del Presidente della sezione regionale, il Professor Paolo Tinti, che appunto oggi ha delegato me in sua vece a questo intervento. E soprattutto quello che vogliamo riportare oggi all'attenzione di studenti, ma anche di tutti gli uditori della giornata, è quello appunto su un'associazione che gioca nell'ambito di questo reticolo che oggi ascoltiamo e che abbiamo condiviso insieme, probabilmente anche un ruolo importante. Siamo un'associazione che dal 1930, quindi siamo ormai alla soglia di quasi il secolo di attività, appunto rappresenta il mondo bibliotecario su più fronti e tornando a quello che appunto è l'intervento già proposto da chi mi ha preceduto, parte di una rete dove le contaminazioni forse nel mondo delle biblioteche si attuano ancora più che in altre realtà, perché in effetti le biblioteche diventano molto spesso un imbuto di incontri, una crocevia di possibilità e di contaminazioni che appunto coinvolgono dall'archivistica alla paleografia al discorso della promozione della lettura, quello che è tutto un ambito che si fa nella realtà delle comunità un momento vitale e cardine. Ecco, per quale motivo AIBA ha la sua importanza? Perché appunto una comunità di persone che condividono l'obiettivo, la voglia di realizzare qualcosa di importante nell'ambito bibliotecario, ha in questa associazione possibilità di condivisione intanto, possibilità di studio, possibilità di ampliare le proprie conoscenze e portare il livello dei singoli ad un innalzamento quasi a integrazione di quelli che sono percorsi di studi, come appunto questa laurea magistrale propone, quello che è appunto sì un discorso di incontro con quelli che sono i basamenti della formazione, ma poi uno sviluppo che questa formazione deve sicuramente avere in una proseguo di continua modifica, di continuo aggiornamento di quello che è la necessità di ogni singolo partecipante alla comunità delle biblioteche. AIBA lo cerca di fare intanto su una politica molto, molto chiara, intanto il discorso della professionalità che appunto è vero, non è determinato da una particolare albo professionale, ma che appunto permette a volte tramite certificazioni di accedere a quelli che sono gli elenchi del professionista del patrimonio culturale, ma soprattutto il fare rete, il fatto di fare confronto, il fatto di poter partecipare in quanto attivi all'interno dell'associazione non soltanto a convegni, formazione e quant'altro, ma anche a commissioni, a quello che riguarda tutta la parte degli osservatori, lo studio, le pubblicazioni, accedere insomma ad un aggiornamento continuo di quello che può essere la formazione del singolo, ma anche la condivisione e il superamento a volte di difficoltà, semplicemente avendo appoggi, contatti, quello che è tutta una serie di possibilità che appunto l'associazione offre. È vero, parliamo di biblioteche, quanto mai entità più liquide in questo periodo e cangianti in un panorama che è sempre in un turbinio di possibilità e di occasioni per fare del nuovo, ma allo stesso tempo la necessità di consolidare il preesistente. Sentivo che mi precedeva il discorso del digitale, quello dell'intelligenza artificiale, tutto quello che è una possibilità che certamente evolve, guarda al futuro, cerca di attirare nuovi utenti, ma non è una semplice procacciare un pubblico nuovo, è il fatto di consolidare questi pubblici. La biblioteca ha questo compito, un compito che è sociale, ma lo è di studio, tanti pubblici, tante le necessità e di conseguenza tante le formazioni e le professionalità che necessitano all'interno della biblioteca. Il fatto che appunto questo arcobaleno di possibilità si
si sviluppi e diventi a tutti gli effetti un'occasione di lavoro per molti delle persone che appunto si avvicinano a questo modo, e obbliga da un lato a scegliere un indirizzo, indubbiamente. La biblioteca su questo indirizzo, al netto di un panorama che deve essere offerto per poter scegliere, e obbliga ad attuare, vuoi il mercato, vuoi la possibilità, vuoi la necessità del singolo, vuoi la singola propensione a sviluppare più una disciplina biblioteconomica rispetto ad un'altra. Il fatto di portare, ad avvicinarsi a vari pubblici diversi, possono essere in una biblioteca di pubblica lettura i ragazzi, gli adolescenti o gli adulti, possono essere gli studiosi di una sezione di conservazione, possono essere lo studio degli archivi all'interno di una biblioteca. È un mondo documentario sempre fluido, sempre talmente vario, che obbliga ad avere tante possibilità e soprattutto tante formazioni. In questo ambito, appunto, AIB cerca di dare supporto ai corsi che regolarmente vengono effettuati o proposti ad una comunità che chiede o cerca appunto aggiornamenti sempre continui, a integrazioni di corsi magari più strutturati come quelli universitari. Il fatto di un'attenzione, il fatto di dialogare. Si parlava prima del fatto di non essere isole tra le nostre associazioni. Penso che tanti passi avanti li abbiamo già fatti. Il discorso del MAB è già una realtà, forse a cui guardare con maggiore interesse. E in quest'ottica arrivare sicuramente in futuro a quella che è una contaminazione, il fatto di poter, già come facciamo ora, alzare, non dico la cornetta perché non va più di moda, ma semplicemente un WhatsApp, un contatto, una videochiamata in cui col collega paleografo, che appunto la Rapani citava prima, ma anche col collega archivista, si vada verso soluzioni pratiche, studi, nuove possibilità o sicuramente sviluppi di nuovi progetti, così come appunto al momento sono quelli del Dicolab attualmente banditi, che appunto vedono in questa trasmediazione di capacità di professionalità diverse un occhio al futuro che sicuramente può portare a sviluppo di nuove realtà, ma che non dimentica mai quello che alla fine sono anche professioni che necessitano. Una piccola parentesi, spesso che sia la biblioteca sociale, che sia la biblioteca di studio e quant'altro, va a discapito e nei nuovi servizi di quelle che sono funzioni base. Il catalogo ancora è vero, sta cambiando, tante sono le possibilità per generare nuove informazioni, ma comunque la capacità di saper leggere un documento, saperlo portare alla visione del pubblico, saperlo rendere accessibile ai più, rimane comunque un caposaldo, così come lo sono i servizi di consultazione e di conoscenza del proprio patrimonio e quello che è la divulgazione, la possibilità di portarlo a tutte le basi in un campo sempre più ampio. Grazie anche a Paolo Zanfini, che chiude la prima sessione di questa mattinata, in cui abbiamo sentito le voci delle associazioni scientifiche professionali, voci ricche, variegate, che ci hanno dato un sacco di spunti e che vediamo adesso come declinare nella seconda sessione. Lascerei la poltrona del comando, la possiamo chiamare così, alla collega Elisa Tosibrandi, che è anche la proprietaria dell'account con cui siamo entrati, quindi finalmente vedrete veramente la professoressa Tosibrandi, a cui lascio la parola e l'onere di coordinare questa sessione, insieme al collega Bassetti. No, io sono Valletto. Il Valletto dovrebbe no, lì perché c'è la videocamera. In quanto Valletto rilevo che non ci diamo neanche 5 minuti. No, perché siamo purtroppo in ritardo, è la prima volta, come dire, che mi capita questo ritardo nel coordinare la sessione, quindi andrò a fare ammenda. A voi la parola. Con il caffè. Tu vai a fare ammenda col caffè, noi stiamo seduti. E la Grazie Lucia. Benissimo. Grazie, buongiorno a tutti, a tutte e a tutti coloro che sono in presenza e a distanza. Qui vicino a me c'è il professor Bassetti, che non era stato ancora inquadrato. E chiamerei subito la dottoressa Nadia Bizzocchi, che è la direttrice della Biblioteca Gambalunga di Rimini, a raccontarci progetti, iniziative che la Biblioteca Gambalunga ha in corso. Alcuni di questi, uno in particolare, è stato attivato anche grazie e con la collaborazione dell'Università di Bologna, mentre vedete la dottoressa Bizzocchi, preparo il file che vorresti. Sì, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui, vi racconto
che cos'è una biblioteca civica. Sono la responsabile da alcuni anni della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini. È una biblioteca di fondazione storica, nasce nel 1619, ma è anche la principale biblioteca di pubblica lettura della città. E quindi vi sentirete, come vedrete in qualche modo come si applicano tutte quelle cose che avete sentito raccontare dai professionisti, da chi rappresentava le associazioni professionali, in particolare quella dei bibliotecari. Mi appoggio ad alcune immagini, così mi è più facile non andare fuori tema e non disperdermi. Comincio con questa immagine così un po' psichedelica, mi piace, mi serve per raccontarvi appunto di questa necessità che hanno le biblioteche storiche di parlare alla contemporaneità. Questa è l'immagine di una delle ultime installazioni che abbiamo avuto nella corte della biblioteca, un'installazione artistica creata da degli adolescenti, da un gruppo teatrale insieme a degli artisti. Hanno creato una scultura, forse la vedete qui nella parte piccola dell'immagine, una scultura creata con ramagli e sfalci raccolti nel bosco. Era un progetto di educazione ambientale e quindi è un progetto anche di attività artistica, questo per raccontarvi come, per esemplificare anche questa contaminazione che citava Paolo Zanfini fra attività culturali varie che le biblioteche devono ospitare. Quindi la biblioteca, sì. Vi faccio due brevi accenni su quelle che sono le attività che riguardano la biblioteca di pubblica lettura, e poi passo invece alla biblioteca storica e al lavoro di studio e ricerca collegata ai fondi storici che la biblioteca conserva. Qui sono accennate in forma spot alcune tra le attività e invece il patrimonio che sono tipiche di una biblioteca di pubblica lettura, che è come dire, la parte delle attività che maggiormente ha a che fare con quella vocazione al valore civico, al valore sociale, al servizio, alla propria comunità che le biblioteche hanno, e che è quella che si devono giocare per mantenere attivo il loro ruolo, la loro attrattività e il loro anche la loro giustificazione ad attingere alle risorse della fiscalità pubblica. Le biblioteche devono continuare a vivere trasformandosi in base al tipo di supporti che sono su cui viaggia il sapere, su cui viaggia la conoscenza, su cui viaggia la cultura contemporanea, però devono rimanere dei punti non solo di conservazione e di messa a disposizione delle risorse informative, ma dei punti anche della socializzazione, dell'incontro, della conoscenza appunto di nuove forme di cultura, che sono non solo il libro ma anche le attività artistiche, i laboratori di creatività, i laboratori di lettura, la disponibilità oltre che dei libri appunto di altre forme come i film, come i fumetti, come i giochi. E quindi qui vedete insomma un po' di quelle che sono le attività e i servizi che riguardano la biblioteca contemporanea, e che quindi richiedono anche delle specificità professionali particolari che hanno a che fare con la conoscenza del mondo editoriale contemporaneo, con la capacità di organizzare degli eventi, con la conoscenza delle attività delle associazioni che sul territorio creano e producono cultura, e anche con la comunicazione. Vedete nel box dove ci sono le pubblicazioni digitali, podcast, rubriche social, c'è questa necessità di comunicare i propri servizi, il proprio patrimonio, e sono competenze che vanno acquisite, che vanno coltivate, che vanno maturate, sia nel caso che si abbiano sufficienti risorse per acquistarle da dei professionisti, sia che si debbano eseguire col proprio gruppo di lavoro. È necessario comunque avere conoscenza di questo tipo di attività. Invece per quanto riguarda la biblioteca storica, appunto vi dicevo, la biblioteca ha 400 anni,
e quindi nel corso di questi secoli ha sedimentato un patrimonio storico che è bibliografico e documentario e di immagini, che è piuttosto articolato, in qualche modo presenta tutte le tipologie di beni culturali che sono state prodotte nei secoli. Abbiamo sia i manoscritti, a partire da quelli medievali fino a quelli contemporanei, abbiamo incunaboli, abbiamo libri antichi, sono stimati in oltre 60.000, di cui 6.500. Abbiamo molti fondi documentari e archivistici, dopo vi faccio vedere alcuni casi, e abbiamo manoscritti musicali e stampe, abbiamo importanti raccolte iconografiche, raccolte quindi di documenti che portano immagini sia in forma di disegni e di incisioni, che erano le forme della rappresentazione per immagini fino dal 500 fino all'inizio del Novecento, e poi soprattutto abbiamo un importante archivio fotografico con ormai oltre 1,5 milioni di immagini che somma sia la produzione e l'acquisizione di documentazione fotografica del Comune di Rimini e della Biblioteca Gambalunga a partire dalla fine dell'Ottocento e da alcuni depositi che sono arrivati insieme agli archivi di famiglia, sia l'acquisizione di archivi professionali della seconda metà del Novecento. Questo è il motivo per cui questo numero molto alto di immagini. Ci sono poi documenti cartografici e i piani regolatori del Comune, quindi vedete tante tipologie su cui esercitarsi, sia per quanto riguarda la gestione, quindi la catalogazione e la conservazione, sia per quanto riguarda lo studio, la valorizzazione e la creazione di progetti. Vi faccio vedere pochi esempi, ma così che proprio esemplari, come dice il termine. Parto da questa immagine, che è l'immagine di una mostra che abbiamo fatto nel 2013 sul nostro archivio fotografico, che rappresenta la teca in cui era documentato il fondo Lettimi Francolini. Si tratta di un archivio di famiglia, somma i due rami delle famiglie Lettimi, che è una famiglia che origina nel Cinquecento e si estingue all'inizio del Novecento, e la famiglia Francolini, che si imparenta coi Lettimi alla fine dell'Ottocento, che poi estingue la discendenza. Quello che vedete rappresentato sullo sfondo nella fotografia era il Palazzo Lettimi, un palazzo di fondazione cinquecentesca che purtroppo è stato distrutto nella Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti. Sapete che Rimini è città che ha perso oltre l'82% del proprio patrimonio edilizio architettonico, e Palazzo Lettimi, che è rimasto ancora come un rudere, è uno delle due situazioni, insieme al convento di San Francesco, delle due ferite di guerra non ancora sanate. L'archivio della famiglia Lettimi comprende una biblioteca, come dire, anche è un caso esemplare. I fondi di famiglia sono fatti di solito in questo modo: comprende una biblioteca, quindi con una certa quantità di libri che documentano gli interessi delle persone, soprattutto se c'erano intellettuali, artisti all'interno della famiglia, e poi ci sono materiali fotografici, in questo caso una collezione di stampe, e poi c'è l'archivio delle carte, che è formato sia dai documenti contabili e amministrativi, che hanno all'interno pergamene che arrivano dal 500, quindi proprio che documentano l'inizio della famiglia, e poi carteggi e tutto quello che tipicamente si trova in un archivio familiare fino all'inizio del Novecento. Su questi archivi, oltre a questo Lettimi, ne abbiamo altri che riguardano altre famiglie riminesi o altri artisti e scrittori che sono stati attivi a Rimini. Sono materiali su cui ci si può esercitare sia attraverso progetti, sia attraverso, ad esempio, tesi di laurea. Tra poco vi parlerò di un altro archivio, che è quello della famiglia di Luigi Tonini, che è stato il direttore della biblioteca dal 1840 al 1874, è stato quello che ha
come dire, organizzato alla fine dell'Ottocento le istituzioni culturali riminesi, che allora assommavano biblioteca, musei e archivi in Palazzo Gambalunga, e ad esempio sull'archivio di Luigi Tonini sono state fatte alcune tesi di laurea che hanno consentito di ordinare e registrare il carteggio, e questo nucleo studiato da due studenti del vostro dipartimento, da due studentesse, ci servirà adesso in un prossimo progetto che tra un po' vi racconto, proprio per caricare sulla Digital Library che andremo a costruire questo materiale che noi ci troviamo in qualche modo già ordinato e con molte parti informative utili per essere pubblicate. Nella slide successiva vi faccio vedere anche un altro progetto che abbiamo in cui abbiamo avuto una piccola parte con l'Università di Bologna e con la professoressa Tosi Brandi che ce lo ha proposto, e si tratta dell'archivio della storia di Rosa Genoni, che è una come posso dire, la madre della moda italiana. Esatto, la fondatrice del Made in Italy. Era una geniale e sarta, nonché inventrice di una nuova linea di moda femminile, oltre che un'attivista dell'emancipazione femminile, una donna veramente straordinaria che grazie a questo progetto poi è tornata ad essere conosciuta dal pubblico contemporaneo. Era una figura poco nota, invece ha una storia davvero davvero interessante. E la professoressa Tosi Brandi ha studiato l'archivio rimasto agli eredi di Rosa Genoni, e tra i vari materiali, libri, abiti, e tra tutti i materiali che facciano parte di questo archivio, che ora attualmente credo sia depositato all'Archivio di Stato di Milano, no, ancora presso la famiglia, c'erano una serie di diapositive dentro scatoline, diapositive di vetro. E a quell'epoca Elisa ci chiese alla biblioteca, che aveva già attivo un laboratorio di riproduzione digitale, se eravamo in grado di riprodurle. Quindi abbiamo fatto la digitalizzazione di queste diapositive, che sono tra l'altro tra le prime serie pubblicate. Credo, se non ricordo male, che addirittura l'Istituto Minerva nasce per produrre questi materiali didattici all'inizio del secolo, e quindi abbiamo digitalizzato e metadatato questi materiali, che poi recentemente sono stati pubblicati sulla piattaforma sulla Digital Library dell'Università di Bologna, e ora sono consultabili su questo sito che vedete, che è una delle possibilità appunto per vedere, utilizzare, veder valorizzato i patrimoni storici delle istituzioni culturali. Questo invece della scoperta degli affreschi di in Sant'Agostino, con gli affreschi della scuola riminese del Trecento, che sono una delle vicende artistiche più interessanti del Medioevo italiano ed europeo, mi riporta invece a quello che si può fare sempre ancora con gli studenti che fanno le tesi di laurea. Questo è un piccolo nucleo di fotografie che è stato trovato casualmente al mercatino della Montagnola di Bologna da una signora riminese che vive a Bologna, che le ha riconosciute, e un po' alla volta le ha messe insieme e le ha donate alla biblioteca, ed è venuto fuori un dossier estremamente interessante, importante, di documentazione appunto della scoperta degli affreschi e delle prime fasi di distacco e di restauro. E la studentessa, di cui in questo momento non ricordo il nome, alla studentessa abbiamo affidato appunto la catalogazione di queste fotografie, e la catalogazione in SBN. Ovviamente noi l'abbiamo istruita e seguita, e con le immagini allegate. Anche questa parte di lavoro confluirà nel progetto di Digital Library che adesso vi faccio vedere. Tra l'altro adesso ricominciano i restauri del giudizio universale, quindi saranno utili probabilmente anche per il progetto che vi faccio vedere ora, Rimini Digitale, che è questo progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale, su cui la Regione ha collocato importanti finanziamenti
tra il 23 e il 24 che stiamo avviando e dovremo realizzare entro la metà del prossimo anno, ha questo obiettivo di fare dialogare patrimoni di provenienza istituzionali dalla biblioteca, dai musei e dagli archivi, l'ottica MAB di cui parlava prima Paola Zanfini. Perché nonostante ad esempio le biblioteche siano in rete dentro il Poli SBN da oltre 30 anni, nel nostro caso 36 anni, c'è invece una grande distanza anche di tipo operativo per quanto riguarda gli standard, anche semplicemente per quanto riguarda l'operatività quotidiana, fra le biblioteche e invece i musei e gli archivi, per esempio. Con questo progetto abbiamo deciso di ricostituire virtualmente quell'unità del patrimonio a cui aveva lavorato Luigi Tonini e nello stesso tempo di esercitarci ad una condivisione e ad un apprendimento comune di modalità di studio, catalogazione e pubblicazione di alcune parti del patrimonio culturale della città di Rimini. E lavoreremo quindi sui materiali. Abbiamo scelto 3 nuclei tematici che fossero interessanti anche per creare connessioni oltre alla dimensione cittadina locale, che ci permettessero di attivare poi contatti anche con realtà altre, quindi nuclei tematici in qualche modo di interesse internazionale, nazionale ed europeo quantomeno. E quindi l'archeologia, puntando in particolare sulla valorizzazione della Domus del Chirurgo, quindi la casa romana che ha questo corredo di strumenti chirurgici che è unico al mondo. E lavoreremo su appunto il Trecento riminese e anche a cui la biblioteca contribuisce appunto con tutto il materiale documentario che riguarda la scoperta degli affreschi. Il Trecento riminese, quindi questa scuola pittorica che ha disseminato le sue opere non solo nella città di Rimini ma in tutta la Romagna, in parte delle Marche, e poi lavoreremo sulla figura di René Gruot, e questo importante disegnatore e illustratore a servizio delle case di moda e dei prodotti del lusso, ha lavorato in Francia tutta la vita, ma era di origini riminesi, e a Rimini è tornato il suo archivio di disegni e di affiche, a cui la professoressa Tosbrandi pure ha lavorato, e che ci consente di mettere in gioco tutto il tema dell'immaginario riminese del Novecento, quindi anche tutte le tematiche legate alla storia balneare, con tutta la sua grafica, con tutta la sua documentazione. Quindi, insomma, per sintetizzare, si creerà una digital library, vedremo come in qualche modo non renderla una digital library cittadina, ma aggregarla alle piattaforme regionali, nazionali e anche internazionali, e appunto collaborando e mettendo in comune parti del patrimonio museale, bibliotecario e archivistico, e iniziando appunto nuove forme di racconto di questi patrimoni. Quindi con un doppio obiettivo, che è quello di aumentare il patrimonio digitalizzato, apprendere nuove forme, nuove tecniche di gestione del patrimonio e imparare a raccontarlo. Grazie. Ecco, mi fermo qui, grazie a voi. Grazie. Tra l'altro alcuni di questi progetti sono molto interessanti per i nostri insegnamenti, non soltanto quelli archivistici e biblioteconomici, ma anche per chi come me si occupa di patrimonio culturale della moda. E i miei studenti e le mie studentesse sanno che ci sono infatti in corso dei progetti su René Gruot e su Rosa Genoni, quindi mi fa molto piacere che la dottoressa Bizocchi abbia riportato anche questa testimonianza di finanziamenti che sono giunti alla biblioteca e che quindi possono dare l'opportunità di non solo fare tirocini e tesi, ma anche opportunità lavorative. Cedo la parola al professor Bassetti, che può presentare il prossimo. Grazie di questa parola, Elisa. Io chiedo volentieri a Timothy Leonardi di raggiungerci. Timothy è, oltre che un amico,
il project manager della Fondazione Biblioteca Capitolare, un'istituzione modernissima, piena di contemporaneità, che però gestisce, coordina un patrimonio in forma bibliotecaria, archivistica e museale ereditato dall'antico deposito di fonti scritte, librarie e documentarie del capitolo della Cattedrale Veronese, un'istituzione che sta lì e non ha mai cambiato posto dal V secolo, con una conservazione che dunque ha del miracoloso, soprattutto per quel che riguarda la parte bibliotecaria. Dunque, molto ci interessa che tu ci dica quello che combinate con questo patrimonio che aspetta soltanto il riconoscimento del patrimonio UNESCO, perché di questo si tratta, no? Così come è successo per l'Archivio Lucchese, insomma, è necessario che succeda per questo. Bisogna iniziare la pratica. Vi ringrazio per l'invito, grazie Massimiliano Setti per l'invito a questa giornata. Io vi porterò un po' la nostra esperienza, l'esperienza pregressa della Capitolare. Come vedete già da questa prima pagina siamo molto legati a quello che è un rilancio, un riposizionamento della biblioteca a livello cittadino, nazionale e internazionale. La Biblioteca Capitolare di Verona è un ente, ovviamente è un ente ecclesiastico, di origine ecclesiastica, che ha un prefetto. Circa 12-13 anni fa il nuovo prefetto, il Monsignor Bruno Fasani, è entrato in questa biblioteca con grosse difficoltà, nel senso la biblioteca ovviamente stava chiudendo per la gestione, era legato ai canonici della cattedrale, per cui l'alternativa era o la rilanciamo o moriamo a tutti gli effetti. Già era morta, diciamocelo tra di noi, già era quasi morta questa biblioteca. Lui è un prete, però in realtà è un giornalista, quindi cosa ha fatto? Ha fatto quello che un giornalista avrebbe fatto, avrebbe valorizzato e diffuso la conoscenza di questa biblioteca. Siamo MAB a tutti gli effetti, si parla sempre di MAB, noi veniamo da un mondo ecclesiastico per cui i nostri riferimenti principali sono ovviamente la CEI, l'Uffizio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici, e enti di interesse ecclesiastico. Non mi soffermo qua sulla storia, ma è solo per farvi vedere velocemente qual è il nostro patrimonio. La biblioteca è sempre stata conosciuta principalmente per un piccolo nucleo di manoscritti antichi molto importanti, unici, pezzi unici al mondo, in parte palinsesti, per cui ci si è sempre concentrato su quello. Come capita, è capitato, capita ancora e continuerà a capitare in ambito ecclesiastico, molte biblioteche ecclesiastiche da sempre rimangono chiuse su loro stesse, cioè proprio per la paura di aprire il loro patrimonio rimangono chiuse su loro stesse. Io sono arrivato appunto come project manager alla Biblioteca Capitolare ormai 4 anni fa e quando sono arrivato la Biblioteca Capitolare di Verona è famosa nel nostro mondo, è una biblioteca molto importante. Mi sono reso conto che la maggior parte del patrimonio, gran parte del patrimonio non era catalogato in nessun sistema nazionale, in nessun sistema nazionale. Lo ribadisco perché non era in nessun sistema nazionale, se non una parte di libri che erano stati catalogati dalla Regione Veneto nell'OPAC SBN, il Polo Veneto, e per cui questi libri erano lì catalogati per un progetto, ma internamente il prefetto prima aveva deciso di non catalogare nei sistemi, quindi di mantenere tutto catalogato internamente, sia l'archivio, la biblioteca e il museo canonicale, che è una cosa a sé. Quindi vuol dire che la biblioteca ha perso tutti quei finanziamenti nazionali, ministeriali degli anni 80-90 di catalogazione del patrimonio. L'unica cosa molto positiva che ho trovato è stato il fatto che dal punto di vista conservativo, essendo stato all'interno della biblioteca un restauratore per 40 anni che lavorava solo lì, da un punto di vista conservativo abbiamo una biblioteca e un archivio, soprattutto l'archivio anche delle pergamene, in ottimo stato. Quindi almeno da quel punto di vista, dal punto di vista della conservazione, si è sempre conservato tutto molto bene. Questo prefetto nel 2019
ha deciso di fondare appunto una fondazione, la Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, che è nata nel novembre 2019. I soci fondatori sono i canonici della cattedrale e la Bauli SPA. Quindi in questo si vede immediatamente l'aspetto imprenditoriale, la linea imprenditoriale che è stata data a questa fondazione. Immediatamente è stata creata con la consulenza della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino un piano strategico 2022-2026 che è consultabile online nel sito, come online è consultabile nella parte amministrazione trasparente tutto quello che sono gli statuti, gli atti costitutivi, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi di gestione dell'ente. In questo piano strategico si è posto al centro della narrazione il tema della tutela e della valorizzazione del contenuto e del contenitore. Perché noi abbiamo il contenuto che è il patrimonio, ma anche il contenitore, perché l'edificio all'interno del quale si trova da sempre la biblioteca capitolare è di origine romana, esiste ancora il muro romano e si trova all'interno di quello che è il chiostro canonicale del Duomo di Verona. Quindi in questo piano strategico definiamo le strategie di gestione integrata nel rispetto delle istanze di custodia dei beni e dell'edificio. Una cosa che anche da quel punto di vista, prima della nascita di questa fondazione, le soprintendenze e l'ufficio beni culturali della diocesi di Verona ha sempre avuto un po' di difficoltà a entrare, proprio perché questa biblioteca era un qualcosa a sé stante, completamente distaccata da quello che era il resto dell'ambito culturale. Entravano studiosi, sì, ma solo studiosi di un certo tipo, con contatti con il prefetto, quindi era l'ingresso, l'entrata alla biblioteca era molto limitata a poche persone. Che cosa si è lavorato? Ovviamente si è ampliata la consultazione, la ricerca, la catalogazione del patrimonio librario archivistico della biblioteca e dell'archivio e la musealizzazione del complesso architettonico e delle collezioni del museo canonicale. Ovviamente la fondazione rientra nel piano di gestione della città di Verona, che è città patrimonio mondiale UNESCO, il centro storico, fa parte del PBE, il polo delle biblioteche ecclesiastiche italiane, si trova in BeWeb e utilizza i software di catalogazione della CEI e dell'ICU. Quindi per quanto riguarda i libri si utilizza CEI BIB, per quanto riguarda l'archivio si utilizza CEI OA, per quanto riguarda il museo, per quanto riguarda l'archivio si utilizza CEIAR, per quanto riguarda il museo CEIOA e ovviamente per quanto riguarda i manoscritti abbiamo scelto di andare in Manus Online. Questo proprio perché si tratta in ogni caso di un software recente, rinnovato recentemente e che comunque dialoga a livello nazionale. Abbiamo ottimi rapporti ora con l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, con l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e con le competenti soprintendenze dell'area veneta. In questo piano strategico abbiamo inserito degli orientamenti strategici che era la creazione di un nuovo marchio, il riposizionamento e la reputazione. La Biblioteca Capitolare di Verona aveva una pessima reputazione, proprio per i motivi che ho detto prima, può essere confermato da Massimiliano Bassetti, non per appunto da queste vecchie gestioni ecclesiastiche. In giro per l'Italia ce ne sono ancora di biblioteche e archivi ecclesiastici che hanno questo problema ad aprirsi un po' alla contemporaneità, per cui abbiamo dovuto cambiare la reputazione e riposizionare la biblioteca. Riposizionarla principalmente in due ambiti, quello della ricerca, perché alla base del pensiero che ha la fondazione è che se non conosciamo il nostro patrimonio non possiamo né tutelarlo, né conservarlo, né valorizzarlo e né diffonderlo. Però non possiamo studiarlo da soli, non abbiamo le competenze, le capacità e le forze. È necessario quindi lavorare con gli enti preposti alla ricerca. Chi sono? Le università e i centri di ricerca. Quindi abbiamo fatto un riposizionamento da quel punto di vista.
La ristrutturazione dell'edificio e il nuovo allestimento qua non ci interessa, perché comunque la fondazione, essendo a Verona, si vuole riposizionare a livello nazionale, a livello cittadino, anche per l'ambito turistico. Parliamo di Verona, dove sul territorio veronese ci sono 19-21 milioni di turisti in un anno, solo su Verona 9-10 milioni. La fondazione non riceve fondi dal Ministero, dal Comune, se non su bandi, dalla Chiesa nemmeno, per cui l'introito principale era quello turistico culturale, quindi il turismo, le visite, la didattica e la partecipazione ai bandi. A oggi siamo arrivati con il bilancio 2024 bene o male a un break even, cioè che quanto è la spesa ordinaria viene coperta bene o male dalle entrate ordinarie, e questo proprio per il lavoro che è stato fatto in questi anni. A noi interessa l'inventariazione, la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio e la ricerca scientifica e la creazione di un hub culturale internazionale. Uno dei progetti cardini della fondazione è proprio quello di creare un hub culturale internazionale legato allo studio principalmente dei manoscritti della capitolare, ma a ampliarlo anche a quello che è l'ambito nazionale e internazionale. Questo perché? Perché abbiamo lavorato fin dall'inizio con convenzioni. Queste sono le convenzioni a oggi attive. Noi crediamo nelle convenzioni, la fondazione, il consiglio di amministrazione ha fatto una policy per le convenzioni. Con l'università, con Ravenna abbiamo da un anno circa una convenzione molto banale, molto semplice, all'interno del quale poi si possono sviluppare più progetti di ricerca. La convenzione semplicemente dice, oltre che per la semplice ricerca, dove lo studente o il dottorando viene alla biblioteca a studiare liberamente in sala consultazione, non c'è bisogno di nessuna convenzione, però se lavoriamo a livello istituzionale, la fondazione con l'università o con i dipartimenti vorrebbe attivare sempre più progetti di ricerca a partire dai tirocini, a partire dalle tesi di laurea, dai tesi dei dottorandi, ma anche sviluppare progetti di ricerca d'ampio raggio in cui la fondazione avrà anche da parte sua un budget, quindi tutti quelli che sono progetti di ricerca a livello nazionale, che possono essere i PRIN, o a livello europeo della comunità europea, o fondazioni o altro privato. Queste fondamentalmente, come vedete, sono le convenzioni a oggi attive, e la maggior parte di queste convenzioni sono con università straniere. Perché? Perché è brutto da dire, ma con le università straniere è sempre più semplice lavorare. Prima ho sentito parlare che probabilmente spesso tra colleghi nello stesso ufficio, in uffici diversi, non ci si parla, si cozza. È vero, noi la viviamo dall'altra parte, e questo molto spesso ci rende difficile le collaborazioni con diverse università. Come vedete c'è l'Università di Verona, che è la sede della biblioteca capitolare, ma con la quale abbiamo veramente grosse difficoltà a collaborare, molte difficoltà. E qua mi fermo. Progetti scientifici in corso sul patrimonio manoscritto e professionalità coinvolte. Questo interessa molto gli studenti delle lauree, della laurea magistrale, anche in questo caso di Ravenna. Questi sono progetti che noi abbiamo in corso con diverse università, sono progetti di ricerca. La maggior parte di questi progetti sono finanziati, quindi la biblioteca ha un suo budget anche per la gestione di questi progetti, perché purtroppo nel passato molto spesso le università arrivavano, si posizionavano in biblioteca, la consideravano la loro biblioteca e la consideravano semplicemente un mero contenitore del patrimonio. Non è più così, perché la biblioteca comunque ha delle spese di gestione, e soprattutto al suo interno ha anche delle competenze e del personale scientifico che non fa ricerca, ma che comunque aiuta a fare ricerca. Per cui abbiamo riposizionato anche da quel punto di vista la biblioteca. In questi progetti ci sono davvero tante professionalità coinvolte, che vanno dall'informatico, dall'ingegnere dell'immagine, dal paleografo, dal codicologo, dal filologo, dallo storico, dal storico dell'arte. Quindi all'interno di questi progetti molto spesso noi veniamo in contatto con
dottorandi, studenti o anche dottorandi, e molto spesso noi abbiamo anche necessità di inserire il nostro personale esterno, ovviamente, all'interno di questi progetti che possano aiutare a portare avanti questi progetti. A oggi il progetto più importante che abbiamo tra questi elencati è il Palimpsest in Danger, che è un progetto che sta andando avanti con l'Università della California di Los Angeles, con EMEL, che è l'Electronic Medieval Early Medieval Electronic Library, Rochester Institute University e il CMSC di Amburgo, che è il centro di ricerca dei manoscritti, e poi con l'Università di Torum. Che cosa si sta facendo? La biblioteca capitolare conserva importanti palinsesti medievali, pezzi unici. Con loro si stanno facendo indagini multispettrali e indagini non invasive di diverso tipo su questo patrimonio per creare un protocollo di indagine sui palinsesti, in modo da poi renderlo utilizzabile non solo per quello che è il patrimonio della capitolare, ma per utilizzarlo a livello nazionale e internazionale. Perché abbiamo questi partner? Perché con loro abbiamo sviluppato quest'idea di hub culturale che dia l'opportunità soprattutto agli enti americani o europei di avere un centro di ricerca a Verona, un hub dal quale muoversi in modo più semplice in Italia o in Europa rispetto che dagli Stati Uniti. Un esempio, l'ultima volta che sono stati da noi, solamente di logistica e di trasporto di materiale hanno speso 85.000 euro, per cui questi costi all'interno di un budget pesano in modo importante. L'altro motivo per cui vogliamo sviluppare quest'hub è proprio perché con le nostre università, con la rete che abbiamo creato, che vogliamo continuare a creare, dare l'opportunità che grazie a questi centri di ricerca anche stranieri, formare studenti, studentesse, realizzare summer school e winter school dedicate a determinati temi, quindi a portare anche risorse sul territorio e non solo risorse che arrivino dagli Stati Uniti o dall'Europa, ma che siano anche localmente geolocalizzate, diciamo, in Italia o nella zona di Verona. Un altro progetto è l'ultimo, l'MBA Stillman School of Business, però quello riguarda più un progetto di fundraising negli Stati Uniti, perché da poco abbiamo aperto un fundraising negli Stati Uniti e quindi con questa Master Business in Administration stiamo creando un portfolio da presentare negli Stati Uniti per fare fundraising. Questo fundraising cosa serve? Per far vivere la fondazione, ma anche per sviluppare tutta questa ricerca. Dato che gli americani sono presenti sulla biblioteca come enti di ricerca, il fundraising negli Stati Uniti ci darebbe anche l'opportunità di ampliare questa ricerca. Questi sono i numeri dell'ultimo anno che derivano principalmente dalla valorizzazione, quindi non sono interessanti al fine di questo incontro, però rendono l'idea di quello che stiamo cercando di fare per valorizzare il patrimonio. A oggi la biblioteca ha ancora un po' di problemi di governance, perché comunque deriviamo da un ente ecclesiastico, quindi la mentalità dell'ente ecclesiastico la conosciamo bene, per cui la trasformazione da ente ecclesiastico a fondazione con uno spiccato senso dell'imprenditorialità, manageriale imprenditoriale, dà qualche problema di governance che stiamo gestendo, stiamo cercando di migliorare sempre di più. Già una cosa che abbiamo ricevuto è le competenze. Prima non c'erano competenze all'interno, da quando è nata la fondazione abbiamo iniziato a creare delle competenze, ad avere personale con competenze specifiche e a aprirci a creare reti, reali reti e collaborazioni sul territorio e fuori dal territorio. A oggi la biblioteca da 0 dipendenti del 2019 siamo arrivati a 5 dipendenti, di cui io stesso in qualità di direttore, 2 colleghe che sono una anche archivista perché ha il diploma d'archivista e l'altra laureata in teologia, comunque persone che lavorano lì già da tempo, per cui conoscono molto bene il patrimonio, più 2 altre dipendenti recenti che si stanno occupando principalmente dell'accoglienza e della biglietteria.
proprio perché il museo è aperto 6 giorni su 7. Poi abbiamo 2 volontari strutturati che sono lì da sempre, da una vita. Una delle 2 è la memoria storica della biblioteca capitolare, perché è sempre stata bibliotecaria e archivista. L'altro è un monsignore che si occupa, è responsabile della sala di consultazione, che è volontario non perché è un volontario, ma perché è stipendiato dalla Chiesa e ha come lavoro la biblioteca capitolare. Membri del consiglio di amministrazione, alcuni sono attivamente coinvolti nello sviluppo strategico della fondazione, e poi abbiamo 2 catalogatori esterni che abbiamo messo in budget da 2 anni per la catalogazione del materiale librario moderno e antico. Idem per quanto riguarda il moderno, abbiamo iniziato anche una sorta di campagna di acquisto libri che prima non c'era. Da un giorno all'altro la biblioteca ha deciso di bloccare tutti i bollettini o comunque tutte le riviste al quali si era abbonato, e questo ha creato buchi di 5-6 anni in collezioni che duravano magari da 40, 50, 60 anni. Quindi abbiamo ricominciato a proprio anche investire in questo. Abbiamo ovviamente un'agenzia di comunicazione esterna che ci segue per il marketing e la comunicazione. Cosa offriamo agli studenti? Tirocini, tesi di laurea, dottorati di ricerca e anche postdoc. In futuro speriamo con questo hub di Culturale di avere anche l'opportunità di dare delle borse di studio per sviluppare ricerca sul patrimonio, ma non solo, proprio per partecipare a questi progetti di ricerca che abbiamo in corso. Due delle dipendenti, nuove dipendenti, arrivano da vecchi tirocini, quindi tutto quello che ci arriva che arriva da diversi ambiti, non solo dall'ambito codicologico, bibliografico o archivistico, ma anche da lingue, letteratura, da corsi di filosofia, da università anche al di fuori di Verona. Sono persone comunque con le quali entriamo in contatto e solitamente cerchiamo di mantenere una certa relazione, e in futuro questa relazione può trasformarsi in qualcos'altro. Ad esempio, una delle 2 catalogatrici, dei 2 catalogatori, quella che si occuperà a breve di catalogare un nucleo di manoscritti in Manus Online, è una studentessa dell'Università di Venezia che si sta laureando in paleografia e codicologia, che sa catalogare in Manus Online, quindi con lei inizieremo una collaborazione proprio per continuare questa catalogazione. Grazie per l'attenzione. A te, Elisa. Uno per uno. Uno per uno. Va bene. Allora proseguiamo questa seconda sessione che è dedicata, come state ascoltando e vedendo, alle biblioteche e agli archivi. Adesso vediamo dalla prospettiva professionale attraverso una relazione di Veronica Santoni, che invito a venire al tavolo. Ah, non c'è problema, ti aspettiamo. Veronica Santoni lavora per OCLC, sì, OCLC, diciamo, OCLC, come preferite. Data Manager, quindi ti lasciamo la parola e ci racconti cosa fate. Esatto, un mistero. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è veramente molto bello scambiare pensieri con le altre persone, è sempre un momento di crescita, insomma, a prescindere dagli ambiti. Allora, io porto un po' di ottimismo rispetto a ce n'è bisogno adesso, perché secondo me ci prendono un po' in giro quando ci dicono che quello che si fa all'università non serve nel mondo del lavoro, soprattutto per le materie umanistiche, i diversi ambiti, storia dell'arte, biblioteconomia, archivistica. Dicono studi, ma che studi? Che stai studiando? Invece sono cose molto molto importanti, e mi rivolgo specialmente alle persone che si stanno avviando al mondo del lavoro, no? Che mi ricordo quelle sensazioni a 20 anni, stavo all'università e dicevo, ma che sto studiando? A che mi serve? 10 anni dopo dico, ammazza, meno male. C'era veramente tanto da imparare, adesso lo ritrovo in quello che faccio, nel mio lavoro, quindi questo forte in realtà collegamento con il mondo professionale e quello accademico insieme è un percorso che prosegue, che va in avanti rispetto a quello che voi avete iniziato a fare e state facendo, insomma mi rivolgo agli studenti, insomma chi sta lavorando per questo percorso. Io
all'interno di OCLC, questa azienda. Sono una project manager e mi occupo di implementazione. In qualunque momento voi state cercando un titolo su un OPAC, un Discovery, quello che sia, voi state utilizzando un prodotto. Questo prodotto, ci sono varie aziende che lo sviluppano e persone come me che implementano questi prodotti. E quindi che cosa succede? Vi racconto una mia, diciamo, giornata particolare, una giornata qualunque in realtà. Ho passato l'ultimo anno ad implementare la biblioteca della NATO. La NATO ha richiesto insomma i nostri servizi, il nostro catalogo, e quindi io ho passato un anno ad implementarlo. Che cosa vuol dire? Una biblioteca arriva con delle esigenze, con delle richieste, dice io voglio migrare i miei dati, voglio migrare da un sistema gestionale a un altro, e quindi si comincia a parlare di catalogazione, circolazione, prestito interbibliotecario, acquisti, le sorti elettroniche e licenze. Tutto questo, tutto quanto insieme. Ti dicono io voglio implementare questo in questo modo. Le persone si presentano con un Excel, con 45 colonne, questo è come io gestisco gli acquisti. Me lo porti nel tuo sistema in questa maniera? Io devo razionalizzare, devo prendere quello che c'è e farne il meglio, insomma, per rendere il mio cliente. Io sono bibliotecaria, ma adesso mi occupo di clienti, ho i clienti, non ho più gli studenti. Devo renderli felici e devo fare quello che loro mi chiedono per quello che è possibile. Che cosa serve però per fare tutto questo lavoro di analisi? Studio, conoscenza, consapevolezza, tutto quello che ho imparato all'università, tutto quello che ho imparato da tirocini, ne ho fatti tanti, pagati pochissimo, servizio civile, tutto quello che mi hanno insegnato i professori, le conferenze, lo dico per i ragazzi, andate assolutamente, mettetevi in prima fila, prendete appunti, perché torna tutto. Questa è una cosa fondamentale, torna tutto. A un certo punto tutti quanti i fili, i pallini vanno insieme e vi ritrovate tutto. Quindi lo studio è fondamentale, la consapevolezza, la curiosità, che è nell'aula accademica e fuori, nei vari modi, nei vari contesti. Quindi è importante quello che studiate, quello che fate, perché poi ve lo ritroverete. Il mondo del lavoro è complesso in tutti gli ambiti, però avere conoscenza e consapevolezza da cui si parte all'università è importantissimo. Quindi lo studio che segue alla pratica, la pratica che è preceduta dallo studio, della preparazione e della consapevolezza di quello che si fa. E un altro elemento volevo parlare che è collegato al mio lavoro, cioè il lavoro del bibliotecario è sfumato in tantissimi modi. Cioè io mi occupo di tante cose, ti ho citato tanti moduli, no? Noi li chiamiamo così, tanti aspetti del catalogo. C'è chi si occupa di catalogazione, c'è chi si occupa di licenze, di source elettronica, di acquisti. C'è tanto da sapere, c'è tanto da imparare, tante possibilità. Io questo volevo dire, cioè anche per dare un po' di fiducia ai ragazzi, insomma, chi si avvia. Ci sono tante possibilità che ovviamente a 20 anni nemmeno ti sembra vero, cioè magari vedi la catalogazione, vedi il reference, però è una parte, no? Ci sono tanti aspetti del lavoro che si possono approfondire, sono percorsi che si iniziano in un certo modo e poi magari ci arrivi. Quindi insomma io vorrei portare un po' di fiducia, nel senso che il lavoro del bibliotecario è complesso, ci sono competenze tecniche, professionali, linguistiche, c'è tanto da fare, c'è tanto da imparare, c'è tanto da costruire. Quindi, insomma, bisogna studiare tutti quanti insieme, si impara l'uno dall'altro e insomma si porta avanti un percorso di crescita, di lavoro, soprattutto di lavoro. Io ecco, ho cominciato il mio lavoro, questo di project manager in questa azienda, e mi ricordo quando ho visto tutte queste cose insieme ho avuto difficoltà. Per esempio si parla molto anche di autenticazione, come si autenticano gli utenti all'università, TC Proxy, qualcuno l'avrà sentito, non perché devo nominare Open Adams, quello che sia. Ci sono tanti aspetti, tutti quanti insieme, che è importante tenere in considerazione, che sono quelli però che costruiscono gli strumenti del lavoro in biblioteca, perché qualunque
azienda o interfacce rete, comunque anche c'è tanto basato sui prodotti, è tutta una questione di prodotti, e i prodotti però sono basati sullo studio. E una cosa che è molto importante di OCS è che tutto quello che viene prodotto è basato sulla ricerca. Di nuovo c'è l'elemento dello studio, che è un valore, che è importante. Quindi quello che noi utilizziamo a livello pratico è frutto di uno studio. Questo è tanto valore, una cosa che per esempio ci caratterizza moltissimo rispetto ad altre aziende, e ci dà molto valore. Quindi di nuovo il tema dello studio, della ricerca, qualunque percorso voi facciate, di qualunque specializzazione voi prenderete, si concretizza, è concreta, è qualcosa di concreta. Io una cosa che vedo molto bella dei prodotti è proprio quella, il loro sviluppo basato su uno studio, una ricerca, quindi quello che voi utilizzate, il fatto che una barra di ricerca parla in un certo modo, vi chiede qualcosa, fatto in un certo modo, le faccette di ricerca sono fatte in un certo modo, penso ognuno di noi utilizzando un OPAC, un Discovery, vede queste cose, sono frutto di tutto quanto uno studio, ma come noi vediamo l'organizzazione della biblioteca in sé, che è frutto di uno studio, no? Il mobilio fatto in un certo modo, la parte proprio architettonica fatta in un certo modo, le luci, i materiali, leggevo ultimamente la rotondità dei tavoli perché porta all'accoglienza, no? Più persone studiano insieme, insomma c'è tutto quanto uno studio di design, di architettura, bellissimo. La stessa cosa è fatta con i cataloghi, quindi quello che noi vediamo, i cataloghi, gli OPAC, i Discovery, quello che sia, è tutto quanto frutto di uno studio, tanti tipi di studi e di concretezza. Io volevo dare semplicemente questo messaggio di concretezza ai ragazzi, perché a un certo punto uno si può scoraggiare, e a 20 anni ci sta che ti scoraggi, cioè uno si scoraggia pure a 40. Esatto, sì, non solo a 20 voglio dire. A 20 sei un po' più confuso, e invece c'è possibilità. Va bene? Per questa testimonianza. Grazie. Quello della pars construens è uno sporco lavoro che qualcuno doveva fare, meno male che qualcuno l'ha fatto, se no era un problema. Invece adesso è proprio il momento di sentire la voce dell'istituzione, dell'amministrazione centrale, e quindi è il momento secondo me di sentire Annalisa Rossi che ci viene a parlare in quanto parte della soprintendenza archivistica della Lombardia. A maggior ragione molto ci interessa quello che ha da dirci. Buongiorno, ci conosciamo, piacere mio, bentrovati. Bentrovati voi tutti e grazie per questo invito, per questa opportunità di portare la testimonianza della funzione che rappresento, la voce della tutela. Faccio un disclaimer preliminare. I limiti di quello che dirò dipendono evidentemente da me e dalla mia incapacità di cogliere tutti gli aspetti necessari. Gli eventuali valori dipendono dalla ricchezza dei contesti, delle esperienze, dei casi che ho avuto la fortuna di incontrare, di gestire nel corso delle mie peregrinazioni istituzionali nei diversi territori italiani. Questo come premessa. Sento molto forte la responsabilità di portare la mia testimonianza a questo tavolo, in quanto nel programma della giornata sono la sola rappresentante dell'amministrazione del Ministero della Cultura chiamata qui a raccontare a un parterre di professionisti, ricercatori, università fondamentalmente, qualche ente, qualche operatore economico e studenti, quali siano le prospettive del mondo degli archivi e delle biblioteche, che io bazzico per definizione. Quando dico bazzico per definizione, per dare agli studenti, a voi studenti in particolare, le dimensioni del fenomeno, parlando del territorio della Lombardia, in termini di numeri, stiamo parlando di 20.000 soggetti vigilati, fra pubblici, privati notificati, religiosi, ecclesiastici, dimensioni del fenomeno. Moltiplicate questo numero con tutte le variabili territoriali del caso in n regioni che
ho bazzicato, ho detto in premessa, no? La ricchezza e lo sguardo plurale su quello che vi racconterò dipende dagli accidenti che mi sono capitati. Intendevo questo. Arrivo qui, le sollecitazioni ricevute finora sono evidentemente numerosissime. Io la metterò sul filosofico all'inizio per poi, con la speranza poi di approdare a qualche indicazione concreta. Stiamo vivendo in questo momento storico, in questa congiuntura, come persone che lavorano con gli archivi e con le biblioteche, un paradosso, a mio parere, assolutamente inedito. Questo genere di patrimoni è al centro di tante discussioni pubbliche, è nell'occhio del ciclone della discussione pubblica anche a livello internazionale. Pensate all'iniziativa di Trump di licenziare gli archivisti nazionali, ma è un esempio fra n esempi che si possono fare. Il patrimonio, e quindi chi si occupa del patrimonio, è incredibilmente al centro, come mai forse storicamente è successo prima, ahimè, e dico ahimè, senza la consapevolezza di essere il centro, senza la capacità e la forza che è politica, che è scientifica, che è amministrativa, che è gestionale, decliniamola nei diversi ambiti, di comportarsi da centro, di testimoniare da centro. E mi duole dirlo, ma penso che in questo contesto e davanti a persone che fanno un percorso e che guardano avanti chiedendosi che sarà di me, dove mi andrò a mettere in questa storia, in questo scenario, lo dico e mi duole dirlo, purtroppo molto spesso la postura istituzionale, ora parlo di casa mia perché ciascuno poi a casa sua fa le proprie letture, la postura istituzionale che acquisiamo, uso la prima persona plurale, non ci aiuta a testimoniare di essere il centro. E qui vengo un po' al merito, guardo un po' dentro, mi direte, altro, dopo la pars construens tu arrivi e ci dici, siamo messi malissimo. È vero che siamo messi malissimo, è molto vero che siamo messi malissimo, perché se in un momento storico in cui ci abbiamo, la dico in maniera semplificata e anche grossolana e vi chiedo scusa, abbiamo i chatbot, le applicazioni di intelligenza artificiale che mangiano e pescano dall'universo di dati che trovano nella sfera, nell'infosfera globale e mangiano quello che trovano senza verificare, senza filtrare, lo rielaborano e lo restituiscono a quella mappa più o meno improbabile, rischia di diventare nella narrazione anche pubblica la realtà delle cose che sostituisce la realtà delle cose. Se stiamo vedendo, l'abbiamo sentito prima, gli effetti della caduta di una quantità mai vista prima di denaro pubblico impiegata a sostegno dei processi di digitalizzazione, che sono in quota parte digitalizzazione del patrimonio culturale nativo analogico, diciamo così, in quota parte destinati alla transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, che vuol dire, ora parlo in particolare agli studenti, transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, significa smaterializzazione, dematerializzazione dei processi organizzativi, significa archivi digitali, significa sistemi di gestione documentale, significa documenti informatici, significa tutta questa roba qui. Quindi stiamo parlando di archivi. Quindi siamo al centro, poi arrivo alle biblioteche, siamo al centro senza la minima capacità, è un fatto,
di testimoniare, di posizionarci al centro. E allora sull'intelligenza artificiale le regole e quello che deve succedere viene deciso fuori dal perimetro di chi ha il presidio, come noi, professionisti della complessità, diceva il professor Baracchi all'inizio della mattinata. Abbiamo il presidio e la responsabilità della conoscenza, cioè la certezza, la veridicità, l'autenticità della materia prima che poi si trasforma in tutto quello che ho detto, che ho appena citato, sta in capo a noi. È come dire, per fare il pane serve la farina. La farina ce l'abbiamo noi. Se al pane tolgo la farina, il pane non si fa più. Qui mangiamo pane condito, con panatico di ogni tipo e non ci interroghiamo più sulla farina. Quasi che sia un decuius. E dal momento che ci siamo così abituati a essere un decuius, continuiamo a rappresentarci come tale, come marginale, e quindi ci sperdiamo nel racconto estetizzante degli archivi e delle biblioteche come patrimonio culturale. Lavoro per il Ministero della Cultura, per cui sto parlando di casa mia, non sto dicendo che questo non è. Questo è, ma è una parte di una storia che è più grande. E se non vogliamo perdere, e se non vogliamo che tutto quello che gira intorno vinca, nel senso che si dimentichi che la funzione primaria è la produzione della farina e la garanzia della qualità di quella farina, abbiamo già perso. E allora la domanda principale che secondo me in contesti come questi dobbiamo farci è: chi siamo? Chi siamo? Diceva il professor Valacchi all'inizio, la rilevanza della professione dipende dalla rilevanza dell'oggetto. Qua sempre più spesso, e non è cosa che dico solo a questo tavolo, ma mi è capitato e mi capita quotidianamente di vedere, sembra che lo sport alla moda sia fare quello che non si è. E allora gli archivi che non fanno più gli archivi, le biblioteche che non fanno più le biblioteche, e tutti questi contesti, luoghi e patrimoni che per posizionarsi, posizionamento strategico, se ne parlava prima, per posizionarsi nello scenario globale devono aggiungere, devono andarsi a prendere qualche funzione da fuori. E mo mettiamo l'installazione, il mo viene dalle mie radici pugliesi, lasciatemelo. E mo mettiamo l'installazione artistica, e mo la biblioteca è diventata una piazza, e adesso ci aggiungiamo il green e il verde, e l'archivio diventa una quinta, un contesto, una location nella quale fa succedere delle cose. Fermi tutti. Se continuiamo a raccontarci così abbiamo già perso. Perché la piazza, là fuori, c'è chi la sa fare meglio di noi perché la fa di mestiere. Idem tutte le altre variabili. Ricominciamo dall'inizio. Facciamo che ricominciamo dall'inizio. Chi siamo e a cosa serviamo? E che succede se, sempre la metafora del pane, della quale spero mi vogliate perdonare, dalla produzione del pane cominciamo a togliere la farina, crolla tutto l'edificio, e siamo capaci di ricominciare di lì. E allora anche il tema della formazione necessita, a mio modestissimo parere, di essere guardato con un attimo di distacco da tutti noi, così come chi fa l'amministrazione attiva deve sempre ritornare in sede metacognitiva a rileggersi, a capire il senso di quello che fa. Riguardiamolo un attimo. Dobbiamo inseguire le sollecitazioni che ci arrivano dal contesto o dobbiamo cercare di orientarlo? Non sarà che, come dire, avere chiara la necessità di quello zoccolo duro di hard skills debba essere il ground zero, la conditio sine qua non dalla quale ripartire?
dalla quale partire continuamente, anche quando stiamo parlando di intelligenza artificiale, per spiegare ai signori, ai tecno-signori del tecno-feudalesimo imperante, e cito, e uso una metafora che non ho forgiato io, per spiegare a questi interlocutori che quel percorso e le magnifiche sorti e progressive raccontate e alimentate da questi meravigliosi strumenti sono impossibili se togliamo il dato. E cos'è il dato? Cosa c'entra questo con quello che facciamo noi? Gli archivi, i documenti, tolgo e esco dal concetto di archivi, il documento digitalizzato con tutto il set di informazioni di accompagnamento, non uso i concetti tecnici volutamente, messo online, lo abbiamo messo online, siamo sul web. Che vuol dire? Cosa significa? Stiamo parlando di noi, del nostro lavoro e di quello che diamo da mangiare a questi mega strumenti, a questi mega sistemi. Ma quello che diamo da mangiare a questi mega strumenti, a questi mega sistemi, nasce da un presupposto che in qualche caso è il patrimonio analogico, in qualche altro caso è il patrimonio nativo digitale, gli archivi nativi digitali, gli archivi nativi digitali che sono banche dati in molti casi, penso al funzionamento di tanti enti dell'ambito sanitario, di soggetti pubblici, eccetera. Su tutto questo noi abbiamo una funzione di presidio, cioè dobbiamo garantire la permanenza, cioè il per sempre. Il per sempre. Diceva sempre Federico prima, non è vero che sono fragili e che non ce ne prendiamo cura, manca un modello conservativo, verissimo, verissimo. Quante e quali battaglie si stanno facendo per stimolare investimenti finalizzati all'allestimento e alla costituzione di poli di conservazione digitale, di poli pubblici di conservazione digitale. Tutto quello che si sta producendo con i PNRR, le misure alle quali facevo riferimento prima, non ce l'ha un atterraggio in termini di conservazione. Non ce l'ha. Il PNR è quasi finito. L'iniezione di droga sta per terminare, per fortuna, io aggiungo per fortuna, e cosa troveremo? Probabilmente le macerie. Probabilmente le macerie. Dico probabilmente perché sono sempre completamente distruttiva. Il tema della responsabilità pubblica, primariamente, è fondamentale, ma può fare tutto, cioè questo ragionamento che sto disordinatamente provando a fare, che mi avvio a concludere, perché ci sono altre due persone che parlano dopo di me e vorrei ascoltarle. È un lavoro, è un ragionamento, è un impegno che può assumere su di sé un ente di tutela che ha la funzione di garantire la permanenza nel tempo di quello che è arrivato dal passato, dai papiri alle epigrafi avanti Cristo fino a dopodomani, di consegnarlo al futuro, pubblico, privato, eccetera, eccetera. Può farlo una soprintendenza? Evidentemente no. Noi stiamo su un pezzetto. C'è un tema di governance e di policy nazionali e internazionali. Quota parte delle decisioni che si prendono su queste partite arrivano da un livello internazionale e dobbiamo essere capaci di intercettarle, di comprendere, di conoscerle e di applicarne, di valutarne gli impatti rispetto al quotidiano che noi svolgiamo, rispetto al lavoro quotidiano. Quindi c'è un tema di livello politico e strategico, c'è un tema di livello amministrativo e gestionale, di amministrazione attiva, cioè di soggetti statali e pubblici che conservano questo patrimonio, oltre a produrlo ogni giorno. C'è un tema di enti di tutela, che è il pezzo di lavoro che facciamo noi, che è tanto, e rispetto al quale bisogna ricordarsi che oggettivamente siamo gli unici che nel territorio nazionale sanno di un territorio dall'interno quello che sta succedendo. Non c'è nessun altro interlocutore che abbia tutto il mondo del suo territorio in casa come noi. E questo è un fatto, è un patrimonio di conoscenze che andrebbe capitalizzato e molto meglio di quanto già non si riesca a fare, messo a disposizione dei percorsi di ricerca.
In questo senso e per queste ragioni, come soprintendenza abbiamo tutta una rete di collaborazioni con osservatori di ricerca, in particolare col Politecnico di Milano, che sul tema in particolare della digitalizzazione ha diverse mandate, ha dei percorsi di ricerca in essere, perché i prodotti, è un esempio, i prodotti del mondo della ricerca vengono utilizzati per orientare decisioni pubbliche, ma sono prodotti ai quali manca un pezzo di conoscenza di quello che succede. E allora sicuramente abbiamo un problema, e quindi i contenuti della formazione da una parte, cosa gli dobbiamo dare, e dall'altra che cosa possiamo fare noi di meglio e di più per fare un passo in avanti. Le hard skills sono fondamentali, le conoscenze e competenze giuridiche altrettanto imprescindibili. Ambito pubblicistico e ambito privatistico, ambito nazionale e ambito internazionale, sono fondamentali e imprescindibili, sia che uno vada a fare il libero professionista, sia che faccia il consulente per il soggetto privato, sia che lavori per una fondazione, sia che lavori per un ufficio statale, sia che lavori per un ente pubblico. È un tema proprio di cultura professionale. Le competenze comunicative, certo, le competenze tecniche, e tutto il pezzetto del project management. Come dire, uno deve fare tutti questi mestieri? No, è come quando guidi l'auto, però devi sapere come funziona il meccanismo, come funziona l'oggetto. Poi non ti viene chiesto di fare il meccanico. Però questi passaggi sono fondamentali. Cosa possiamo fare fra amministrazione e mondo della ricerca degli operatori, quindi voi che generosamente mi avete invitata a recare questa testimonianza? Sicuramente allinearci di più, anche lì avere chiarissimo e centrato il proprio obiettivo e condividere più di quanto già non si riesca a fare scelte e percorsi. Anche per questa ragione la soprintendenza istituzionalmente ha in piedi una serie di azioni di formazione rivolte al personale degli enti locali e ai territori su alcune questioni specifiche. Ci sono iniziative di formazione ricorrenti che sosteniamo, cioè una volta al mese c'è l'incontro con gli enti locali sulla gestione documentale, l'incontro sulle procedure di scarto, l'incontro sullo scarto bibliografico, l'incontro sulla digitalizzazione, eccetera, è un pezzo. Poi, in parte personalmente, in parte con il ruolo istituzionale, c'è anche tutta un'attività probabilmente disorganica, che sicuramente si può migliorare, di collaborazione e inserimento nei percorsi formativi a diverso grado e livello di diversi interlocutori che sul territorio si muovono e sono attivi per provare a portare il verbo di queste questioni in contesti nei quali non si riesce tipicamente ad arrivare. Per esempio, siedo nel board della scuola di dottorato del Politecnico di Milano, uno se l'aspetta, per portare lì queste questioni che sono importanti rispetto a persone che si formano in quel contesto, con la parallela gestione di un insegnamento di questo tipo destinato ai dottorati di ricerca internazionali che non hanno per niente cognizione, perché ti arriva il cinese, per dire, che non ha nessuna idea. Sono gocce nel mare, intendiamoci, nessuno ha la ricetta, ma sono sforzi che intendono andare in questa direzione, e come queste altre esperienze. Poi c'è tutto il tema della necessità di mettere a sistema i diversi elementi del puzzle di un sistema della formazione in area archivistica e bibliografica che non è allineato. Anche questa non è partita che si può giocare dal territorio evidentemente, ma dal territorio rispetto alle competenze che troviamo disponibili sul mercato e delle quali abbiamo fortemente bisogno per sostenere i processi di presa in carico e di cura del patrimonio. Mi sento di dire che è necessario, tempus est, di mettere a sistema un sistema che manca. Grazie. Elisa. Grazie per questa testimonianza e non so se chiamarlo un grido di iniziamo a ragionare su questioni molto importanti. Spero che dopo ci siano anche almeno 5 minuti di discussione finale per raccogliere qualche idea e le criticità che sono emerse non solo da questo intervento, ma anche dai primi iniziali. Allora, io chiamerei subito al tavolo Allegra Paci di Ebla, di un'altra testimonianza dal mondo delle imprese. Prego.
Buongiorno, piacere. Buongiorno, sì. Molto, credo che non ci eravamo mai No, viste, non ancora. pure in questo mondo piccolissimo. Io intanto, mi sentite? Perché io ho una voce sfigatissima, no? Ah, Sì, ma questo è il microfono e... no, lei aveva un bel portato che io non ho. Allora, intanto un grazie davvero di questo invito che è molto gradito. Come impresa abbiamo molti legami con diverse facoltà, vabbè, Macerata è ormai storica, ma anche con Ca' Foscari e quindi con Unibò per altre strade, ma ci fa veramente piacere essere coinvolti in queste attività orientate agli studenti, perché poi siamo spesso anche, ospitiamo spesso i vostri stage, partecipiamo a borse di dottorato, quindi mi auguro che oggi sia una giornata insomma, per rinsaldare questo legame. Io entro subito nel vivo, mi avete chiamato un po' a parlare della professione, io ho recuperato anche un po' di vecchie riflessioni, di qualche idea, però a cui vorrei appunto aggiungere qualche idea in più. Mi avete presentato come EBLA, noi siamo una cooperativa Romagnò che nasce in Romagna, in realtà operiamo un po' in tutta Italia, direi quasi tutta. E siamo 7 soci amministratori, abbiamo una quarantina tra dipendenti e collaboratori, quindi siamo abbastanza ramificati, poi insomma i dettagli verranno fuori anche nel corso dell'intervento. Innanzitutto un minimo di premessa intorno a questo povero archivista. In età contemporanea l'archivista lo abbiamo identificato come quell'omino incardinato in un istituto a rendere le fonti disponibili, ponendosi come mediatore di sapere. Abbiamo visto dagli ultimi decenni del Novecento che c'è stato da un lato questo blocco delle assunzioni, quindi il pubblico che non era più in grado di assorbire nuove figure, e in più questo crescere, aumentare delle offerte formative, nuovi percorsi universitari che hanno davvero creato una nuova generazione di archivisti molto qualificati che non ha avuto la possibilità di questo sbocco verso il posto pubblico, visto appunto il praticamente totale blocco dei concorsi per la carriera archivistica. Questi archivisti hanno dovuto, ma soprattutto hanno saputo creare un mercato. Oggi in ambito archivistico chi sono gli attori di questo mercato? Io li identifico in tre entità. Gli archivisti da una parte, la committenza, che nel nostro caso è il 99% una committenza pubblica, e le imprese, che sono veramente il terzo lato di questo triangolo. Quindi abbiamo detto che la nascita degli archivisti come libero professionisti parte proprio dalla difficoltà dell'amministrazione archivistica, quindi dello Stato a far fronte a problematiche a cui non erano adeguati, un po' per limiti formativi, ma soprattutto per una mancanza di dotazione organica. Il fenomeno a cui si è assistito quindi origina tanto dai vuoti lasciati dagli archivisti di Stato, quanto anche per far fronte a nuove problematiche, basti pensare a tutto quello che poi è stato il mondo digitale. Oggi finalmente siamo davanti a una nuova stagione di concorsi e assunzioni da parte del Ministero della Cultura che rimpolpano le file che erano davvero ormai decimate degli archivisti di Stato, introducendo una nuova linfa e aprendo la strada a quanti desiderano intraprendere questa carriera. Ma in tutto ciò vediamo che l'archivista libero professionista non solo perdura, ma si rafforza. Il popolo delle partite IVA, così come l'abbiamo spesso definito, con un termine anche un po' dispregiativo, è diventata una nutrita schiera di professionisti altamente qualificati, consci del proprio ruolo e in grado di imporre tariffe adeguate. Considerate che nel 2015 all'interno di un censimento, diciamo una raccolta di dati, una rilevazione promossa da ANAI,
era emerso che lo stipendio medio di un archivista libero professionista era 9.000 euro l'anno, che era pochissimo anche quella volta, cioè era nulla, assolutamente non adatto alla sopravvivenza. Oggi si è trovata anche a livello di definizione una parziale risposta all'identità professionale degli archivisti anche in questo decreto ministeriale 244 del 20 maggio 2019 che regolamenta la formazione degli elenchi nazionali di vari professionisti dei beni culturali, molti di quelli che poi erano rappresentati qua con le loro associazioni. C'è ancora molto da fare, ma anche questo conferma che si sta sviluppando la precisa coscienza di essere un professionista qualificato, pur in mancanza di albo professionali, ma ecco, tra virgolette, mi è piaciuto anche la svista del collega che in fondo ci vede come una realtà più strutturata di quello che ancora non siamo. Quindi possiamo senz'altro dire che alla base del nostro triangolo ha avuto in questi ultimi anni una crescita, quantomeno dal punto di vista di riconoscimento formale. Crescita dovuta anche all'impegno degli archivisti che hanno saputo fare cordata guardando oltre gli specifici ambiti di competenza. Semplicemente con gli interventi questa mattina abbiamo parlato di pergamene, abbiamo parlato di gestione dei dati, insomma fare l'archivista oggi è una faccenda insomma, di una certa complessità. Un altro elemento così su cui sento di poter dire una parola è la committenza, quindi un altro lato del nostro triangolo. La committenza è centrale in una professione perché ovviamente è il modo in cui poi il libero professionista accede al lavoro che potrà andare a compiere. Le modalità di affidamento sono molteplici, ne possiamo già individuare una che mi serve così per mettere una piccola nota, che sono praticamente gli affidamenti diretti o tramite gare di evidenza pubblica. Nei percorsi di evidenza pubblica sono dei percorsi ben tracciati, c'è un codice degli appalti, c'è insomma tutta una serie di regolamentazioni, ma molto spesso gli interventi archivistici sono sotto soglia. Le soglie per una serie di motivi si sono abbastanza alzati, i lavori archivistici più prettamente tali spesso non sono lavori di grandissima entità, quindi si passa attraverso un affidamento diretto. Che va bene, nel senso che non è una critica in generale, nel senso che spesso è un rapporto che si crea anche nella fiducia, nella continuità del rapporto con un ente, ecco. Però alcuni punti rispetto a una certa mercato immaturo, un tema insomma che mi tiro dietro ormai da un po', questi affidamenti diretti si basano su dei meccanismi che sono dei meccanismi atipici, non regolamentati tra committenti e commissionari. Un classico meccanismo è quello di queste liste che sono in parte gestite da sovrintendenza, che da un lato bontà loro perché si fanno anche carico di una cosa che non gli competerebbe. Dall'altra, per esempio, la stessa ANAI. Io faccio parte del direttivo ANAI Marche, spessissimo mi chiedono di segnalare degli archivisti, quindi noi chiaramente partiamo dall'elenco dei nostri iscritti, però ecco, sono tutti meccanismi non regolamentati di accesso al lavoro. Un'altra componente che non è banale è la difficoltà di incrociare la domanda con l'offerta, che trae origine dalla mancata identificazione di impresa archivistica. Nelle camere di commercio un'impresa archivistica va sotto le voci varie. Abbiamo una pletora di codici Istat quasi infinita. Io quasi per curiosità, quando ti presenti, tu che codice sei? Ognuno di noi ne ha uno diverso. Questa cosa ci rende difficilmente, noi come impresa, ma come i colleghi qui rappresentanti di altre imprese, utilizziamo questi motori di ricerca che ci garantiscono no, di andare a pescare in rete i vari bandi di interesse. Producono un rumore assordante, proprio perché noi non abbiamo una identità ben delineata, quindi ci arrivano gare di facchinaggio, meglio chiaramente di informatica, ecco, però è abbastanza difficile identificarci nel settore. Questo problema non è solamente archivistico, fa parte insomma anche di fratelli bibliotecari, di altri insomma, professionisti simili a noi. Le nostre associazioni AIB e ANAI hanno tentato e tentano di dare delle risposte, però ecco, credo che ancora il nostro sia un mercato abbastanza immaturo, un mercato che ancora manca abbastanza di definizione. L'altro elemento su cui
così voglio dire qualche parola, è questo discorso delle imprese archivistiche. Poi io rappresento appunto come cooperativa, ma comunque, come sapete le società cooperative sono imprese a tutti gli effetti. Oggi assistiamo alla presenza nel settore archivistico di imprese medio-grandi, non più, no? La classica società di 3 soci, più o meno specializzate, con lo sviluppo di competenze nella programmazione e progettazione in ambito archivistico, anche in aree geografiche in passato poco avvezze ad esternalizzare i servizi. Abbiamo avuto come modello il modello lombardo ed emiliano, che in maniera evidente era basato su archivisti libero professionisti organizzati in imprese molto specializzate di piccolissime dimensioni, specie in Romagna, era un po' questa la natura. La crisi economica, quindi, che collocherei per il nostro settore dall'inizio della seconda decade del 2000, ha spinto alla chiusura molte di queste realtà imprenditoriali, costringendo gli archivisti a tornare a orientarsi verso l'impiego pubblico, quando ha potuto, perché appunto non era facile in quel periodo, oppure a confluire in strutture più grandi. Un po' un fenomeno che abbiamo visto in Romagna, ma non solo, abbiamo visto un po' quel fenomeno come quando buttate il mercurio sul tavolo, che poi le singole, no, pallettine vanno a fondersi in qualcosa di più grosso. ANAI si era già preoccupata dal 99 di cercare di in qualche modo dare delle indicazioni, in particolare aveva lavorato un codice deontologico da proporre agli outsourcer, che sono diciamo, la forma di esternalizzazione più estrema dei servizi archivistici. Qualche parola su questa l'aveva detta anche Guarasci a Derici nel 2006, con un termine che mi è piaciuto molto, in cui paragona le pubbliche amministrazioni a dei conigli sotto i riflettori che si agitano perché poi devono far fronte a cose per cui non hanno più archivisti interni, non hanno più risorse, eccetera. E in questo rivolgersi a volte anche con vantaggio, perché poi ci sono anche ottime società di outsourcing che fanno anche un ottimo lavoro. L'importante, sottolineava Guarasci, il sottolineare come l'esternalizzazione del materiale del servizio non può coincidere con l'esternalizzazione della funzione pubblica. Questi po' di spunti per arrivare a parlare di quello che è il lavoro archivistico oggi. Credo che insomma, ma anche dall'eco degli interventi della mattinata, siamo tutti abbastanza consci che gli archivisti sono professionisti consci del proprio valore e orientati ormai a lavorare in aziende specializzate più che il libero professionista. Abbiamo visto che la committenza è aperta all'esternalizzazione di servizi, cercando di non perdere di vista, cercando di conservare la propria funzione pubblica, e dal punto di vista Ministero della Cultura le file si sono rimpolpate, anche se ancora troppi ce ne vorrebbero, però sicuramente non abbiamo più quello spopolamento che abbiamo visto, tragico, con la chiusura di interi archivi di Stato, eccetera. Ci sono alcuni, parlerò solo di alcuni punti che perdurano, che sono secondo me un po', rimangono centrali. Qualche nodo gordiano, qualche punto sfidante di questa pax archivistica, insomma anche alimentata anche da un considerevole fiume di soldi che insomma ha sempre contribuito a far andare tutti d'accordo. Un punto secondo me di grande criticità in tutto questo è non dimenticare che l'archivio è un unicum e anche l'archivista deve rimanere un unicum. Non possiamo pensare, sì, dobbiamo formare anche figure altamente specializzate in singoli settori, ma sempre archivista deve rimanere. L'archivio come unicum è l'assioma che ora più che in passato, nello sfilacciarsi dei vincoli archivistici tra una pergamena e un file, dobbiamo tenere presente. Abbiamo a livello centrale una frantumazione di competenze che origina tra l'altro da avere attribuito ruoli di sviluppo e di promozione sugli archivi a 2 entità distinte, il Ministero della Cultura, l'Agenzia per l'Italia Digitale. La ricaduta sugli archivi e su chi ci opera è importante,
generando tra l'altro al centro di questo vortice una sorta di buco nero in cui sprofondano gli archivi di deposito. Ricondurre l'archivio alla sua unicità deve essere un traguardo, pena l'inutilità del nostro agire. Nella mancanza di dialogo tra settori, area informatica, area culturale, nettamente distinti a livello territoriale. Vi racconto che mi è capitato di avere dallo stesso comune 2 incarichi, uno per la consulenza sull'archivio corrente e una per lo scarto dell'archivio storico, senza che lo sapessero. E questo, cioè, pensando all'unicità dell'archivio, la dice lunga. Insomma, se no poi, oh, ma come? Così, ecco, è veramente una spaccatura che dobbiamo lavorare assolutamente per rinsaldare. Un altro elemento che secondo me rispecchia in maniera molto forte la nostra contemporaneità è la complessità, la trasversalità degli interventi collegati ai bandi di grande rilievo, bandi nazionali, bandi europei. Non mi allargo perché li conosco meno, ma citavano il PRIN, cioè questo livello di bandi di grande respiro. Gli archivi non sono più negli interventi di maggior rilievo in corso sul territorio nazionale, quali tutti quelli collegati al PNRR o più in generale ai bandi europei, un oggetto a sé stante. Gli interventi sul patrimonio archivistico sono inseriti in traguardi più ampi, praticamente sempre abbinati allo sviluppo turistico. Vi cito qualche parola chiave dei bandi a cui sto lavorando ora, che dà l'idea di quanto può essere sfidante poi far bene un archivio. Rigenerazione di piccoli siti culturali, attrattività dei borghi, favorire la generazione e l'affermazione di nuovi modelli di offerta culturale supportati dalla tecnologia digitale, sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica. Ecco, noi questi sono i panorami in cui comunque dobbiamo ben fare, ben portare il nostro lavoro sugli archivi. È evidente che lavorare a progetti di questo tipo è una sfida che muove competenze di generi anche molto diversi. Non è sufficiente il buon fare in archivio, ma è richiesta la capacità di raccontarlo, inserendolo in percorsi altri, in cui gli strumenti digitali sono fondamentali, così come competenze che credo si possano ricondurre a tutto quello che è il pianeta della public history. Concludendo, abbiamo cercato di inquadrare questo rapporto, questo triangolo tra professionisti, imprese e committenza e abbiamo visto che gli sviluppi sono davvero positivi, è un momento veramente di grande crescita, ma rimane moltissimo da fare. Ho cercato di evidenziare le principali criticità collegate a questi sviluppi, la perdita dell'unicità dell'archivio e dell'archivista, la necessità di collocarsi e dialogare con altri settori, a volte davvero estranei, perché bibliotecari, no? Ma noi andiamo a lavorare con settori veramente ormai di tutti i generi. Voglio però in conclusione aggiungere un elemento a cui guardo con attenzione e speranza, direi un elemento ancora molto da sviluppare. Ve lo do proprio così in termini di una parola chiave. Io lo raccoglierei sotto a questa parola che a me così la trovo molto ispirante, che è il partenariato pubblico-privato, che al di là del fatto che è un preciso negozio giuridico, proprio lo prenderei come termine, ruberei un'insegna proprio sotto cui collocarsi, in un clima sotto cui collocare in un clima proprio di trasparenza tutte quelle modalità di lavoro che consentono di costruire insieme imprese, professionisti, committenti, un percorso produttivo che abbia al centro gli archivi sotto ogni loro sfaccettatura, in cui ciascuno degli attori mette le proprie competenze, le proprie risorse in un dialogo che esce dal mero dualismo committente-esecutore. Grazie. Grazie. Se sei d'accordo, Elisa, visto che c'è un buffet che incombe, io chiamerei subito Raffaella Sgubin, che unisce in sé il ruolo presso la Direzione Ricerca Servizi Archivi della Regione Friuli Venezia Giulia e quello presso il Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia. Sì. Raffaella, ci sei? In collegami. Sì, buongiorno, ci sono. Puoi accendere la ecco, grazie Raffaella. Tanto ti saluto e
Vorrei aggiungere, ringraziando l'introduzione del professor Bassetti, che Raffaella Sgubini è stata invitata perché nel nostro corso di laurea magistrale in scienze del libro e del documento c'è un insegnamento di storia e patrimonio culturale della moda, e il museo che dirige Raffaella Sgubini è uno dei più attivi e vivaci sul panorama nazionale e naturalmente si pone su un panorama anche internazionale, quindi mi faceva molto piacere, Raffaella, che tu presentassi le attività che fate a Gorizia, perché sono veramente molto interessanti, in una fase in cui anche l'unico museo nazionale della moda che fa capo al Ministero sembra un po' in difficoltà, almeno dall'esterno sembra molto in difficoltà, mentre il vostro mi sembra invece molto molto vivace. Quindi ti cedo molto volentieri la parola. Grazie per essere con noi. Bene, grazie Elisa. Come tu hai chiarito, il nostro è di fatto un archivio tessile, perché noi siamo un museo della moda e delle arti applicate. Operiamo nell'ambito di ERPAC, che è l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che è appunto un ente strumentale della regione Friuli Venezia Giulia. Il museo a cui tu fai riferimento, il Museo della Moda e delle Arti Applicate, che è diciamo un sottoinsieme dei musei provinciali di Gorizia, ed è un museo che è nato alla fine è nato nel 1999 e quindi comincia ad avere già una sua storicità. Però appunto alla base di questa nascita c'erano comunque 90 anni di storia, in cui i direttori di museo che si sono succeduti hanno avuto un'attenzione particolare al salvaguardare patrimonio tessile, macchinari tessili, tra cui uno rarissimo, insomma si dice unico al mondo, non so, che è un torcitoio circolare da seta a trazione umana del Settecento, restaurato e funzionante, e altri insomma macchinari. Alla base di tutto però c'è il fatto che il nostro territorio è stato, il goriziano è stato un distretto della seta nel Settecento su impulso dell'imperatrice Maria Teresa. Naturalmente insomma il nostro territorio, come sappiamo, è stato diversamente italiano perché appunto si è unito all'Italia al termine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto in precedenza faceva parte della compagine dell'impero asburgico. Bene, quindi diciamo alla base di questa vocazione economica, diciamo questo ha fatto sì che si sedimentasse poi nelle collezioni museali un patrimonio di un certo tipo, che appunto campioni tessili, macchinari tessili. Ma poi, come dire, via via ci sono stati acquisti importanti, una collezione di gioielli negli anni 80 e poi il punto di non ritorno negli anni 90 con l'acquisto di una collezione di moda veramente imponente, quindi con diverse migliaia di esemplari acquistati da un'antiquaria triestina proprio nel 92, ecco. E da quel momento lì, diciamo, questo arrivo di tutto questo numero incredibile di pezzi, quindi abiti, accessori di vario tipo, poi insomma abiti per tutte le occasioni della giornata, della vita, con una particolare focalizzazione sul periodo Belle Époque. Beh, insomma, diciamo, questo arrivo così massiccio nell'ambito ha un po', come dire, scompigliato le carte nel patrimonio museale che fino a quel momento era improntato soprattutto così su un patrimonio, diciamo, storico-artistico, ecco, mi viene da dire. E quindi questo ha richiesto poi un'attenzione particolare, un allestimento permanente che, diciamo, in questo preciso momento
e stiamo rivisitando in un'ottica appunto di accessibilità. Ecco, sapete che quest'anno, tra l'altro, Gorizia e Nova Gorica sono capitale europea della cultura e quindi qui, come dire, davvero ferve il lavoro, l'organizzazione di mostre, il riallestimento dei musei. Ecco, quindi diciamo davvero l'attività non manca. E da ultimo le collezioni museali si stanno arricchendo di un patrimonio che non c'è ancora arrivato, che è una nuova collezione di moda europea che abbiamo acquistato con fondi PNRR e che insomma diciamo sono arrivati in territorio italiano, ma provenendo dalla Svizzera ci sono insomma ancora dei passaggi da espletare prima che le collezioni possano arrivare fino a noi. E come dire, a questo punto riaprire nelle prossime settimane il museo così riallestito. Ecco, però diciamo questo è per quello che riguarda gli allestimenti permanenti. Poi noi facciamo diciamo anche attività espositiva temporanea e ultimamente ci siamo focalizzati sui decenni del Novecento, per cui abbiamo realizzato una mostra che si chiamava Italia 50, nascita di uno stile, poi Italia 60, dal boom al pop, e quindi va da sé che il prossimo tassello sarà Italia 70. Ma come quello che forse a voi interessa di più del nostro lavoro nell'ambito, insomma, nell'ottica di questo incontro è il discorso delle professionalità con cui noi collaboriamo. Ecco, noi, il nostro museo naturalmente ha una collezione ricca e quindi richiede interventi di manutenzione, di restauro, di schedatura. Ecco che quindi il dialogo con i restauratori è molto serrato perché il patrimonio tessile è per definizione molto fragile e quindi ha bisogno di estrema cura per quanto riguarda le manutenzioni, le movimentazioni, ma anche per gli allestimenti, perché è diciamo fondamentale che gli abiti in allestimento siano presentati sia diciamo in modo filologicamente corretto per quanto riguarda l'epoca della loro realizzazione, per cui diciamo devono avere la giusta fisionomia, la giusta volumetria, ecco, per non risultare stonati, ecco, ma soprattutto hanno bisogno di essere esposti in un modo che sia rispettoso anche della loro conservazione. E quindi c'è tutta una serie di lavoro che non si vede dietro un allestimento, ma che fa sì che gli abiti si appoggino sulle strutture espositive in modo strategico, in modo da non pesare, da non creare tensioni, lacerazioni, sfilacciamenti, insomma, ecco che quindi c'è un lavoro molto sapiente che naturalmente quando il lavoro è fatto bene proprio non si vede, perché io dico il lavoro ben fatto è come l'esibizione della ballerina, no? Se la ballerina è brava non si capisce che lei sta facendo un grande sforzo perché lei in mezzo alle evoluzioni sorride. E così anche nell'allestimento, quando l'allestimento è particolarmente riuscito, l'insieme risulta molto naturale. Ecco, e invece se non è così, anche l'occhio non esperto coglie delle stonature. Ecco, e quindi questo assolutamente non deve accadere perché la presentazione corretta dell'abito è proprio fondamentale per la sua lettura, per la sua interpretazione.
Ecco che quindi per noi la figura dei restauratori è davvero strategica. Senza contare che poi i pezzi che arrivano nelle collezioni, a volte anche per donazione, necessitano di interventi che raramente si trovano in condizioni perfette e quindi insomma hanno bisogno di qualche messa a punto. C'è poi il tema della schedatura, naturalmente noi abbiamo aderito al sistema VEAC, quindi che quella relativa alla scheda ministeriale dei vestimenti antichi e moderni. E poi naturalmente a seconda dei progetti che abbiamo in cantiere e delle nostre pubblicazioni, ci avvaliamo della collaborazione di storici della moda, sociologi, così per mettere a fuoco singole tematiche in vista della pubblicazione nei cataloghi. Ecco, diciamo che questo è in sintesi quello che mi sembra importante comunicare circa insomma, quella che è l'identità del nostro museo, la sua attività e il tipo di figure professionali a cui si rivolge. Ecco, se poi avete delle curiosità, chiedete. Grazie Raffaella. Grazie e ti vorremmo ricontattare soprattutto perché ci interessa la catalogazione e la schedatura degli oggetti e quindi ci piacerebbe avviare una collaborazione con te e col museo che dirigi perché ci sembra molto interessante da questo punto di vista. Grazie quindi della tua testimonianza, grazie per averci presentato le attività che fate. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Bene, allora direi che questa sessione è anche conclusa. Io vorrei chiamare al tavolo la professoressa Sabba, la professoressa Sardo, e non so se volete... No, aggiungere, allora, i temi, ce lo dicevamo anche insomma un po' fra noi, i temi sollecitati sono tanti, alcuni come gli studenti avranno avuto modo di tastare anche insomma scottanti e critici. Ora non è come dire il momento di fare discussioni esattamente di tipo politico, istituzionale. Gli appunti sono presi perché le questioni sono ovviamente condivise e dirimenti tra l'altro collegate tra loro, cioè tra appunto l'intervento anche di Federico Valacchi, da Annalisa Rossi, ecco lì le criticità sono emerse tutte, sono come dire, da discutere e portare a livelli alti. Quello che noi possiamo fare, e motivo per cui appunto non introduco una discussione di questo tipo, non avrebbe senso, è in questa occasione prenderci l'impegno di portarle in aula con gli studenti e con le studentesse e quindi insomma di far entrare loro nel vivo non soltanto della professione da un punto di vista tecnico, di competenze e conoscenze, ma forse da un punto di vista più etico, morale e civile. Quindi da parte mia il ringraziamento insomma, per tutti i temi portati e la promessa anche insomma, con in particolare gli enti del territorio che sono intervenuti e non solo del territorio, cito insomma, quindi anche la capitolare di Verona, di portare avanti concretamente insomma, quelle che sono le premesse stese nelle convenzioni che già ci sono e che coinvolgono insomma, progettualmente i colleghi tutti, quindi insomma, di continuare su quella linea che ho detto all'inizio di collegamento tra didattica, ricerca e terza missione con le attività legate al corso di laurea. Non so se volete aggiungere qualcosa. Direi che vista l'ora, vista la quantità di il buffet a fianco, è ora di assumere e lentamente digerire quello che abbiamo.